esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che senso ha. In un silenzio fatto per pregare, forte un dolore sale a farmi male, ma è un vento che si placa in un momento e lascia dentro tanto freddo e insieme tanta povertà. Seguendo un volo che già sa in quale cuore andare arriverà, e va, è la mia età che se ne va, e quanto amore via con lei, e questa vita che passa e dove andrà. Rientro piano e come fossi un clown, lentamente prendo a disegnare il cerchio rosso del sorriso, luce bianca sul mio viso, nuovamente pronto a cominciare. E va, il mio pensiero se ne va, seguendo un volo che già sa in quale cuore andare arriverà, e va, è la mia età che se ne va, e quanto amore via con lei, e questa vita che passa e dove andrà. È la mia vita che passa e dove andrà. Questa mattina ho aperto con questa canzone che voglio dedicare a mamma Marisa. Mamma Marisa, che ieri sono stati 6 anni nel ricordo di questa figlia adorata, 6 anni che è scomparsa, queste mamme che soffrono in silenzio, queste mamme che stanno cercando di mettercela tutta per crescere altri figli bravi, con la spina dorsale dritta, nonostante siano sole. Queste donne, domani sarà la festa della donna, dicono. Io sto pensando a mamma Marisa e a tutte le mamme che tutti i giorni incontro. Questo dolore che non passa mai, questa giustizia che non arriva, la certezza della pena che non c'è, tanti processi, ma tante umiliazioni e tanto dolore. Perché qualcuno se ne frega, qualcuno non riesce a capire cos'è un dolore di una mamma che ha perso la figlia, un figlio, in qualsiasi modo, è sempre un dolore grande. Perciò io volevo veramente abbracciare da parte di tutta la grande famiglia di Sveglia Veneti, mamma Marisa, ma che è anche la mamma del nostro sindaco Mario Conte, perché Mario Conte, oltre ad essere un sindaco, è stato anche il fratello di questa splendida donna che non c'è più, che lo amava, che lo adorava, che lo supportava. Perciò questa mattina io voglio ricordare queste figure
che sono anche vicine al territorio, ma soprattutto ricordarle come persone. Perché qualcuno mi dice, ma perché? Ma cosa c'entra essere noti o non noti? Il dolore non ha etichette. Il dolore di una mamma, di un fratello, non può avere un'etichetta. Perciò da parte di tutta la grande famiglia di Sveglia Veneti, veramente un abbraccio a mamma Marisa, a Mario Conte, a tutte le mamme, i fratelli, i mariti, i padri che hanno perso i loro cari. E adesso vi presento subito due graditi ospiti. Abbiamo l'onorevole Barbara Guidolin, collegata con noi da Roma, Commissione Affari Sociali, Sanità e Lavoro, Movimento 5 Stelle. Buongiorno onorevole e grazie di essere qui con noi. Saluto anche il dottor Giampiero Avruscio, Presidente Associazione Nazionale Primari Ospedalieri. Grazie anche a lei. Di Padova, grazie. Grazie di Padova, grazie dottor Avruscio di essere qui con noi. Allora inizierei proprio da lei, visto che abbiamo, dottor Avruscio, anche l'onorevole Barbara Guidolin. Cosa vuol dire? Cosa vuole dire a Barbara Guidolin, questo onorevole, questa donna, che penso che queste donne stanno anche cercando di fare un passo in più, di cercare di essere presenti sui temi, ma tanta burocrazia, tanto anche rancore tra partiti, invece su temi importanti dovrebbero essere uniti, quello che è la sanità che riguarda tutto il paese, che riguarda veramente la comunità. Prego, dottor Avruscio. Sì, non c'è dubbio, carissima, e saluto tutti quanti, saluto l'onorevole e i telespettatori. È indubbio, perché la sanità è un bene prezioso di tutti ed è sancito anche dalla nostra Costituzione, ma la Costituzione è un dovere essere, perché tutti i documenti parlano della persona al centro del sistema sanitario nazionale, però poi dopo vediamo che questo sistema sanitario nazionale viene picconato, ma questo da tutti i governi. Non c'è un governo che non abbia tagliato sulla sanità e non abbia fatto le riforme che servano sulla sanità. Noi ci siamo resi conto di quanto sia importante l'ospedale pubblico nel Covid, ma arriviamo nel Covid dopo che sono state tagliate molte risorse sulla sanità pubblica. Il Covid ha fatto esplodere questa situazione, una situazione che però preesisteva. E allora quando si dice la persona al centro del sistema sanitario nazionale, prima, durante e dopo il Covid noi vediamo che diciamo che le strutture private hanno partecipato ben poco a quello che è stata la risoluzione del Covid, perché si è risolto prevalentemente negli ospedali, con tutto quello che poi dopo questo ha comportato. Ma quando noi assistiamo negli anni a una fuga di medici e infermieri dall'ospedale pubblico, noi dobbiamo chiederci perché questo succede. Perché c'è stata un'errata programmazione, come spesso viene detto anche da parte di sindacati, da parte del governo, da parte dell'università. Ma questa è una grande fandonia, perché i medici in verità si trovano a gettone, si trovano nelle cooperative, si trovano nelle cliniche private, si trovano all'estero. Vede, noi abbiamo un sacco di italiani, di medici che lavorano negli ospedali all'estero. Anche durante il Covid hanno fornito la loro assistenza negli ospedali all'estero, e parlo di Germania, Austria, Francia, Inghilterra. Ma non abbiamo però medici inglesi, francesi, tedeschi, austriaci che vengono a lavorare nelle nostre strutture ospedaliere. Quindi non è un problema di errata programmazione o solo in piccola parte, ma altrimenti dovrebbe fare che anche in Commissione Sanità un esposto contro i responsabili di questa errata, perché se fosse vera un'errata programmazione che poi ci ha permesso di diminuire le cure, di allungare le liste di attesa, allora bisogna fare un esposto in procura per chi ha avuto la responsabilità di questa errata programmazione. Ma tutti sanno, almeno gli addetti ai lavori sanno, che non è vero questo, perché la verità è un'altra, la scarsa valorizzazione di medici e infermieri nei nostri ospedali pubblici. Ma ci sono anche altre situazioni. E poi ne parleremo. Sentiamo come commenta
l'onorevole Barbara Guidolin, Commissione Affari Sociali, Sanità e Lavoro, Movimento 5 Stelle. Prego, onorevole. Buongiorno a tutti, intanto non so se mi sentite, se sì, ci sono bene, problemi onorevole, con bene, bene. Perfetto. Allora, mi fa piacere che insomma oggi ci troviamo a parlare di questo tema che mi coinvolge anche in qualche modo direttamente, perché io prima di diventare senatrice lavoravo in una RSA e quindi conosco bene i problemi di cui parlava il professore prima. Allora, è da un po' di tempo che io quando vedo insomma, i vari comunicati che parlano di carenza di medici, infermieri, tutto il personale sanitario, appunto come diceva il professore, dando la colpa alla mancata programmazione, io posso dire che anche da parte mia c'è un dubbio su questo, nel senso che secondo me la disaffezione verso queste professioni ha radici sulla retribuzione probabilmente non adeguata rispetto a tutti gli altri paesi europei, alla scarsa valorizzazione di questi professionisti nei reparti ospedalieri delle RSA e probabilmente al mancato anche aggiornamento dei profili professionali. Io sto portando avanti una battaglia proprio per cercare di risolvere questi problemi e di far capire il punto di vista di chi lavora all'interno delle strutture. Sicuramente c'è molto lavoro da fare, però io credo che bisogna farlo capire. Cioè, ad esempio, io quando parlo di lavoro usurante, non è una cosa fatta così, giusto perché lo dicono tutti che vogliono rientrare nel lavoro usurante, è perché credo veramente a 67 anni sia difficile essere prestanti insomma, in un reparto di medicina generale, ad esempio di un ospedale, come quando se ne ha 20. Queste cose bisogna capirle, perché anche questo poi incide nella scelta che i nostri giovani fanno quando devono decidere insomma, il lavoro che fanno nel loro futuro. E quindi retribuzioni adeguate, valorizzazione delle professioni all'interno delle strutture e considerare anche appunto che insomma è un lavoro faticoso e quindi probabilmente bisogna anche andare incontro quando si arriva a una certa età a farli andare comunque in pensione ad un'età adeguata, secondo me. Senta, senatrice, lei sta parlando di guerre, di battaglie, ma io ragiono col buon senso e penso anche a casa lo facciano, sempre è così a casa con il popolo italiano e veneto. Cioè, ma perché si devono fare le battaglie su una cosa che interessa la comunità? Cioè, i partiti, qualsiasi partito viene delegato dai voti per fare quello che non può fare il cittadino, la politica. E la politica serve per andare a mandare avanti il paese nelle migliori condizioni. E la politica serve per decidere quali sono le urgenze e le priorità che ha il paese. Per questo deleghiamo, se no potremmo anche arrangiarci noi a questo punto. Io non riesco a capire, e glielo dico sinceramente, perché lei è a Roma, io sono nel profondo nord, perché bisogna dire anche queste cose, dove qualcuno rincorre il dio bue invece di seguire Mosè, no il Mosè, perché abbiamo avuto anche il Mose che pensavano essere Mosè, parliamoci chiaro, quando riguarda la popolazione, il popolo italiano. Cioè voi dovete fare la guerra tra di voi, tra partiti, tra onorevoli, senatori, consiglieri, chi ha più ne metta, perché? Per fare del bene al paese. Ma stiamo scherzando? Capisce che qua qualcuno deve iniziare ad avere trasparenza, iniziare a capire cosa fate, le commissioni, cosa fanno, chi boccia, chi promuove, i voti favorevoli, contrari. Il voto segreto, ma senatrice, ma cos'è il voto segreto? Io ti ho votato, io devo sapere tu cosa voti, specialmente su temi importanti che mi riguardano. Ne hanno fatto di tutti i colori, ci hanno tolto la preferenza, abbiamo i listini bloccati, tutti parlano ma nessuno cambia la legge elettorale. Capisce che noi a casa siamo anche stanchi di sentire le battaglie per quello che ci aspetta di diritto, visto che paghiamo le tasse, che lo Stato siamo noi, perché il governo è una cosa, ma lo Stato siamo noi. Prego, senatrice.
Allora, guardi, su questa riflessione che lei sta facendo mi può trovare anche d'accordo. Nel senso, quando io parlo di battaglie, devo dire che sui temi della sanità, ad esempio, spesso si trova la convergenza per insomma, tutti i partiti, destra e sinistra, per portare a casa dei risultati. Però io sono stata eletta nel 2018 e fin da subito, devo dirle, da persona che arriva dal mondo sociale, dalla sanità, mi sono accorta che qui a Roma spesso si parla di massimi sistemi, lo vede anche lei insomma nei telegiornali, quindi bilanci, guerra, che sono tutti temi importanti, però diciamo si è abituati a parlare più di questo. Il sociosanitario spesso, ma io glielo dico veramente con il cuore, non viene compreso dalle persone che arrivano qui a Roma, perché insomma hanno stazioni professionali diverse, quindi parlo di avvocati, giuristi, quindi ci si concentra spesso su altri temi e le esigenze di questo settore che sono importanti e prima di tutto bisogna capirle per poter poi dare delle soluzioni concrete, sfuggono. Credo che però dei piccoli passi avanti si siano fatti, io lo vedo all'interno della Commissione, soprattutto anche grazie al Covid, perché con il Covid si è un po' capito l'importanza, ad esempio, dell'organizzazione territoriale, dei servizi domiciliari, ad esempio. Ma mi scusi senatrice, mi scusi, ma io devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno e vola. Ma lei si rende conto che io ho anziani di 92 anni che hanno dato la loro vita per farci crescere grandi, belli e buoni, che per fare una cattarata o fare un piccolo intervento devono aspettare 2 anni. Allora, sa qual è stata la mia proposta, che la prego di mandare avanti? Possiamo fare una corsia preferenziale anche nella sanità privata, visto che la paghiamo anche noi che è in convenzione, per dare la possibilità a queste persone che hanno il diritto di avere una visita subito e non aspettare anni e chiamare Sveglia Veneti per dire io aspettano che muoia. Ecco, vogliono questo, ma si rende conto che io ricevo le telefonate che vogliono morire, che non ce la fanno più? Sentiamo cosa dice il dottor Avruscio. Prego, dottor Avruscio, poi ritorniamo dalla senatrice Guidolin. Prego. Lei ha toccato e tocca sempre dei punti fondamentali, perché vede quello che manca ed è la chiave di volta. Mi piacerebbe poi anche parlarne a quattro occhi con la senatrice che fa parte di una commissione molto importante. Quello che manca in tutta Italia, non solo da noi, che da noi tutto sommato in verità non è la sanità migliore, ma manca, con tutte le problematiche che lei accennava, quello che si chiama presa in carico del paziente. Noi assistiamo oggi come questo paziente risulta ai margini del sistema sanitario nazionale. Le faccio questo esempio perché è capitato proprio ieri. Io sono angiologo, una prestazione, un'impegnativa, sai che sulle impegnative possono essere scritte fino a 8 prestazioni, no? Che siano di laboratorio o altre. Bene, c'è scritto visita angiologica, ecco con il Doppler tronchi sovraortici, ecco con il Doppler aorta addominale, ecco con il Doppler arti inferiori. Bene, telefonando al CUP, perché già prendere la linea ai CUP è già un problema, soprattutto per persone appunto anche di una certa età, perché poi possono farlo anche informaticamente, ma sfido chi è capace delle nostre persone anziane. Bene, allora trovata la linea al CUP, il CUP le ha dato una prenotazione per la visita in un posto, per l'altra prestazione in un altro posto, per un'altra prestazione in un altro posto della ULSS. Per cui questa persona si trova a girare, a fare prestazioni magari accompagnato da qualcuno, pensi il tempo che si perde, per poi dopo ritornare dal medico di medicina generale e dire cosa faccio. Allora la presa in carico mette la persona al centro.
Deve essere la struttura a preoccuparsi di dare gli appuntamenti e di seguire il paziente, ma non deve essere il paziente che a fronte di un'impegnativa deve andare a destra e a sinistra a prenotarsi dove c'è un posto e dove perde tempo in un giorno in un posto diverso. È allucinante, ma queste cose chi vive e respira la sanità le conosce, come giustamente la senatrice che ha lavorato in una residenza sanitaria assistita, quindi sa il peso che grava su queste persone, ma all'esterno non si sa nulla. Per esempio, le do uno scoop che credo che forse neanche la senatrice conosca, ecco perché mi piacerebbe interloquire anche fattivamente a quattro occhi. Allora, il discorso qual è? C'è una carenza di medici anche di medicina generale di base. Ebbene, lei sa che un medico che è laureato e specialista in medicina interne, quindi che ha replicato i suoi studi, oltre 6 anni di medicina, anche 5 anni di specialità in medicina interna, quindi è diventato esperto su tutta la medicina interna, sulle diagnosi, sulle terapie, sui casi complessi. Bene, questo non è ritenuto idoneo a svolgere la professione di medico di base, di medico di medicina generale, mentre un medico appena laureato, basta che si iscriva alla scuola di formazione regionale, quindi non universitaria, che già può avere 800 assistiti da seguire, appena laureato. Ecco, queste sono le cose che la politica deve risolvere, perché non è che sono cose sconosciute. Fermo, professor Avruscio, sentiamo la senatrice, perché mi sembra, Guidolin, molto importante quello che lei sta dicendo da addetta ai lavori. Prego, senatrice. Ma questo problema lo conosciamo e tra l'altro legato al PNRR. Lei sa che per avere i soldi del PNRR abbiamo preso l'impegno di portare avanti alcune riforme nel nostro Paese e tra queste riforme c'è la riforma dei servizi territoriali, riallacciandomi a quello che si diceva prima, e c'è anche, che è stato collegato all'ultima legge di bilancio, la revisione dei profili professionali dei medici e del personale sanitario. Cosa vuol dire tutto questo? Perché poi magari rischio di non farmi comprendere, perché ormai ho preso dimestichezza con il gergo, insomma, dei palazzi, però traduco in parole semplici. Entro quest'anno il governo deve mandare fuori una legge che passerà per il Parlamento dove vengono rivisti e aggiornati tutti i vari profili professionali e sistemate anche alcune cose che riguardano i medici. Questo è un impegno che si è preso nell'ultima legge di bilancio, quindi entro fine 2024 verrà fatta questa cosa. Ci stiamo lavorando. Io ci sto lavorando in qualche modo per risolvere alcuni problemi che hanno gli infermieri, alcuni problemi di aggiornamento del profilo che hanno gli OSS e alcuni miei colleghi medici stanno lavorando per quanto riguarda i medici e proprio per risolvere i problemi di cui parlava prima il professore. Dobbiamo aspettare che esca questo provvedimento. Ecco, il fatto che ci sia attenzione su queste cose e che si sia preso l'impegno di dare delle risposte concrete è frutto, insomma, di un lavoro che va avanti da un po' di anni e quindi io posso dire che ha ragione il professore. Tra l'altro, se posso aggiungere anche una cosa riguardo al diritto allo studio. Per quanto riguarda gli infermieri, nell'ultimo anno c'è stato il 20% in meno di ragazzi che ha scelto di iscriversi alla laurea in infermieristica. Questo è un segnale che dobbiamo un po' raddrizzare il tiro e dare le risposte che si aspettano da molti anni e ci stiamo lavorando. Io questo posso dire, posso capire magari la rabbia, insomma, lo sconforto che si ha quando si vedono questi problemi sul territorio, però le risposte arriveranno a breve. Allora, sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Vai, Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno alle tue ospiti. Intanto mi associo alla vicinanza che ti ha fatto capire il Signore che è morto e sia per
per Battistetti, per Ghelle, tutte quelle persone che ne sa, che restano sempre nel nostro cuore, intanto. E dopo, quanto riguarda il pavimento, la sanità, nel 1988, Don Casten ha incominciato a chiudere gli ospedali, perché dove era meno di 200 posti letto, li chiudeva per fare un ospedale più efficiente e più potere, da che volta che era, siamo andati sempre preso. I medici che stanno via e i infermieri che non vedono, perché bisogna pagarla la gente. È il mestiere dell'infermiere, a parte usurante. Mi ho messo alle 2 di notte con piombo, vento e neve e lavoravo a mano, scaricavo con le spalle, ed era usurante, però ed era il mio lavoro e lo facevo. Gli infermieri non stanno perché gli danno soldi, 1.200 euro per un infermiere, è pochissimo, bisogna dare via, pagare gli straordinari e ora si affeziona al lavoro, perché al manco che sta bene la famiglia, perché con 1.200 euro un infermiere, i medici, chapeau, i medici, cavalli e cappello, è la politica che non vuole fare niente, non è la sanità che si sbagliava in confronto dei medici. I medici, come il professore qua, io ho visto ancora in televisione da te, Mirella, ed è una persona che è disponibilissima per fare del bene per la povera gente. Non c'entra niente che la sanità va male. La sanità va male proprio per i politici. Bisogneria che i politici gli avessero questo problema in famiglia sua, che il suo familiare che avesse andato da un dottore a fare una visita e che gli dica che viene fra 2 anni. Io gli è culo sul buttiro, perché parlate bene, grazie Rinaldo, chiudo perché sennò devo mandare anche la pubblicità e deve anche rispondere. Allora mandiamo anche questo servizio per capire quanto il territorio può essere anche presidiato da pareri contrari su quello che riguarda anche la sanità privata. Andiamo a Monastier, Treviso, e vediamo cosa è successo. Era il 24 febbraio. Abbiamo protestato per dire ancora una volta no al finanziamento per attività di sanità pubblica al privato. Cartelli espliciti al collo, bandiere e striscioni davanti all'entrata del pronto soccorso della clinica privata di Monastier per un flash mob del Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica che contesta il trasferimento delle risorse, si parla di 1,5 milioni di euro solo per questa struttura, dal pubblico al privato. Pensiamo che sia un errore dare soldi per un pronto soccorso privato quando questi soldi possono essere investiti sul territorio e prevenire i codici bianchi che affollano qualsiasi pronto soccorso. I dati confermano che gli accessi non gravi, ovvero codici bianchi o verdi, raggiungono il 62% dei totali e quindi gestibilissimi dagli ospedali di comunità che sono in corso di realizzazione con fondi PNRR, ma mancheranno di personale che viene formato in Italia ma che qui non ci rimane. Tu stai 5 anni in Arabia e tu guadagni 5.000 euro al mese, torni 2 volte gratis a casa, se c'hai figli e mogli, questi sono assolutamente seguiti, coccolati, portati in residence importanti, fanno sport eccetera, ritornano 2 volte a casa l'anno e fanno il loro lavoro. Insomma, secondo il coordinamento, per invertire questa tendenza è essenziale investire sul pubblico. I finanziamenti devono andare al pubblico e non al privato, perché se noi inneschiamo un circolo vizioso per cui le carenze del pubblico innescano finanziamento al privato, il che fa degradare ulteriormente il pubblico e che a sua volta innesca finanziamenti al privato. Dobbiamo uscire da questa situazione. Allora, senatrice Guidolin, come commenta, questo, abbiamo visto queste persone, sono anche medici esperti, sanno di cosa parlano, però non gira molto questa convenzione con il privato dal pubblico. Prego. Allora, io quello che posso dire è che hanno ragione, secondo me. Esiste un problema di, io la chiamo aggressione da parte della sanità privata verso quella pubblica. Cosa vuol dire? Vuol dire che spesso anche multinazionali, non studi piccoli, cioè centri grossi, multinazionali che hanno molti soldi da investire,
arrivano sul nostro territorio, offrono delle prestazioni che possono essere delle visite, insomma, di vario genere e anche degli esami convenzionati con il pubblico e spesso queste visite, ecco, si fanno carico della parte più leggera dell'assistenza a chi ha bisogno di questo tipo di prestazioni, perché poi le operazioni, le cose più complesse vengono sempre lasciate all'ospedale. Tutto questo dove ha origine? Io glielo dico dove ha origine. Nell'ultima anche legge di bilancio sono stati aumentati i fondi che lo Stato trasferisce alle regioni e quindi anche al Veneto per la sanità convenzionata. Allora io dico, è ovvio che se tu a monte, cioè in partenza dallo Stato, aumenti da 100 milioni che c'erano l'anno prima a mezzo miliardo i soldi che trasferisci alle regioni per la sanità convenzionata, è ovvio che metti le regioni, che poi hanno il compito di organizzare e gestire la sanità sul territorio, le metti nella condizione di spenderli e quindi di spenderli sulla sanità privata. Cosa succede? Chi lavora all'interno delle strutture pubbliche, magari con turni massacranti, magari con risorse diminuite, perché sappiamo che la sanità, insomma, bene o male è stata, a parte nel periodo Covid in cui è arrivata fino al 7% del PIL, però adesso si arriverà al 6,2% in 2 anni. È ovvio che metti il personale sanitario nelle condizioni di dover scegliere. E quando tu ti trovi, io lo parlo anche da persona che insomma lavorava, che faceva l'OS, quando ti trovi a lavorare nel pubblico con turni massacranti e con stipendi bassi, oppure scegliere di poter lavorare nel privato con stipendi più alti, condizioni migliori, perché comunque le prestazioni che fa il privato sono tutte prestazioni molto più leggere rispetto a quelle del pubblico, un lavoratore probabilmente sceglie di andare nel privato. Ed ecco che c'è la carenza poi di personale nel pubblico ed ecco che anche chi fa la visita nel privato probabilmente in qualche modo, non per sua colpa, però in qualche modo contribuisce che quel settore diventa più, insomma, sia più elargito, sia più finanziato rispetto al pubblico. Noi dobbiamo invertire questa tendenza e dico, la si inverte a monte. Anche qui a Roma, quando si fanno le leggi del bilancio, bisogna mettere più soldi nella sanità pubblica e meno soldi nella sanità privata. Io non sono contrario alla sanità privata, credo che però le due cose devono convivere e il pubblico deve insomma avere la prevalenza, perché in qualche modo noi dobbiamo offrire assistenza a tutte le persone, ricchi e poveri, perché c'è diversità. Quindi questo è il mio pensiero. Pubblicità. Quelli che non ci stanno, quelli che dicono no, quelli che la sanità non si tocca. Loro sono i sindaci della Valle del Lagno. Le coordinate dicono Ovest Vicentino, Ulsotto, Valdagno, Ospedale San Lorenzo. Il primo passo indietro a settembre, quando il pronto soccorso ortopedico nei fine settimana è stato trasferito al Cazzavillan di Arzignano. Il secondo passo indietro è storia di questi giorni, quando i pazienti ricoverati nel reparto di ortopedia nell'ultimo fine settimana sono stati portati dall'ospedale di Valdagno a quello di Arzignano. Venerdì scorso purtroppo 7 ambulanze sono partite da Valdagno in direzione Arzignano per trasferire 7 pazienti che non avrebbero avuto garantite le cure di reparto durante il weekend. Carenza di personale, sembra essere questo il motivo dell'ultima riorganizzazione, sempre lo stesso, per cui la sanità pubblica va ancora una volta in sofferenza. I ricoverati nel reparto di ortopedia nel fine settimana vengono portati dall'ospedale di Valdagno a quello di Arzignano, una soluzione forse temporanea, causata dalla carenza di ortopedici, ma
I sindaci contestano innanzitutto i modi, perché dicono è una scelta calata dall'alto e non condivisa. Non c'è mai stata alcuna condivisione di questo progetto. Una comunicazione eventualmente, ma personalmente mi sono sempre opposto e ho sempre criticato questo tipo di scelta. I sindaci contestano la forma, ma anche la sostanza. Perché spostare i pazienti con autisti e infermieri, si chiedono, quando bastava spostare un ortopedico? 7 autisti, 7 infermieri, 7 ambulanze, una risorsa sicuramente importante che avrebbe potuto benissimo essere ovviata con la precettazione di un ortopedico da qualche altro ospedale dell'USL 8 Berica. I medici in tutta l'USL 8 ci sono e vanno evidentemente ripartiti ai fini di mantenere quei servizi che i cittadini chiedono. Sindaci furiosi, furiosi loro, i cittadini, quelli che si battono contro l'impoverimento dell'offerta sanitaria dell'Ovest Vicentino, quelli che chiedono all'ULS 8 un cambio deciso di rotta. Noi sindaci lavoriamo giorno e notte per garantire i servizi ai nostri cittadini, non vogliamo che di notte qualcuno disfi questa tela di Penelope. Lo chiediamo con forza e lo chiediamo con degli atti concreti che diano risposte immediate al nostro territorio. Abbiamo in linea Livio da Padova. Ciao Livio. Mirella, ciao, un saluto ai tuoi ospiti. Ma qui in Italia è proprio una vergogna, non solo per quello che riguarda la sanità, ma anche per quello che riguarda tutti i tipi di tasse che devono pagare i più deboli, i più poveri. E anche, guardavo adesso, anche sulla tassa di successione, abbiamo la vergogna, siamo il paese in Europa che paga meno tasse sulla tassa di successione. Vedo che lì c'è una senatrice, ma tanto è inutile che dica queste cose perché tanto a lei non gliene frega niente, diciamo, no? dei più deboli, eccetera, sulla sanità, sulle tasse. Noi paghiamo un sacco di tasse e non abbiamo niente, siamo soli, abbandonati, siamo vessati dalle tasse, non abbiamo nessun servizio, è una cosa vergognosa, non abbiamo come si dice, un coso catastale, come si chiama, il reddito catastale, i ricchi evadono, i commercialisti aiutano i ricchi a evadere, non è che aiutino i poveri a evadere, noi dobbiamo pagare fino all'ultima lira, è una vergogna su tutto, sulla sanità, sulle tasse, sulla burocrazia, su quello che dobbiamo sapere. Ecco, questa è la verità. Il popolo italiano purtroppo non si ribella, non si ribellerà mai. I più deboli saranno sempre vessati perché il popolo non si ribellerà mai. Ecco, un parere dei tuoi ospiti. Grazie. Grazie a Livio. Allora partiamo col dottor Avruscio che risponderà anche a quello che ha detto la senatrice Guidolin. Prego. Allora, intanto una riflessione, se mi permette. Lei ha fatto vedere 2 servizi. Uno dei cittadini che fanno parte di un'associazione, che erano davanti all'ospedale, credo forse di Schiavonia. No, di Monastier. Di Monastier, chiedo scusa. Insomma, l'architettura mi sembrava quella di Schiavonia. E poi dopo i sindaci. Vede, io ho contato le persone che erano fuori da quell'ospedale di Monastier. Erano 10, se non ho contato male, erano 10 persone e fanno parte di un'associazione. Io una riflessione la faccio perché questo problema della sanità non è un problema che riguarda, come ho sempre dichiarato, non è un problema che riguarda i medici, non riguarda gli infermieri, non riguarda l'OSS, perché io non conosco nessun medico, infermiere, operatore sociosanitario che sia disoccupato. Quindi non è un problema del lavoro dei medici, il problema è dei cittadini. Ma nel momento in cui fanno una manifestazione davanti a un ospedale e sono 10 persone, vuol dire non sono 10.000, perché se fossero 10.000 la politica allora avrebbe, come dire, starebbe sull'attenti, ma sono 10, quindi vuol dire che anche la gente quando ha un problema o ha un santo in paradiso, che quindi in questa giungla sanitaria va e trova, o va nel privato o va a pronto soccorso, ma
I cittadini io non li vedo molto impegnati in questo. Dall'altra parte invece cosa abbiamo? Abbiamo dei sindaci che quindi rappresentano delle comunità, però perché si muovono? Si muovono quando c'è un problema che riguarda la loro elezione, perché se non si occupano del loro piccolo orticello, è chiaramente chi è che gli dà i voti. Perché anticamente, diciamo, esisteva un ospedale ogni 3 chilometri in Veneto, un ospedale fotocopia dell'altro, che vuol dire spese enormi, tanto poi paga pantalone, no? Perché il signore di prima parlava dell'evasore fiscale, noi che siamo dipendenti paghiamo il 70% di tasse sui nostri stipendi, tra tasse statali, comunali, regionali e compagnia bella, se poi dobbiamo pagarne di più, ma gli sprechi dello Stato superano di gran lunga l'evasione fiscale, però lì tutti zitti, si possono sprecare. Fare un ospedale ogni 3 chilometri, fotocopia dell'altro, questo è possibile, è stato possibile, ci ha messo in ginocchio. Perché fa presto il sindaco a dire basta spostare un ortopedico da una parte a un'altra, ma se gli ortopedici mancano, ecco perché vanno a gettone, perché il problema della valorizzazione ma nessuno fa una diagnosi perché mancano medici né infermieri, perché non si rende attrattivo l'ospedale. Vede, domani è la giornata della donna, però io non ho sentito nessuno, si parla del PNRR, che sono fondi che sono dati per le strutture sanitarie, non tanto per il personale. Ebbene, perché quando si costruisce un ospedale, allora, visto che la nostra professione, operatori sociosanitari, infermieri, medici, è sempre di più al femminile, perché non si obbliga l'ospedale ad avere un asilo nido, una scuola materna all'interno? Perché non si aiutano gli operatori sociosanitari, gli operatori in genere a essere sovvenzionati per le scuole dei figli? Perché per esempio il pane, che è un alimento fondamentale, c'è una tassa del 4%, il whisky, che è bene voluttuario, il 22%, perché allora chi lavora in sanità non si abbassano le tasse? È in questo modo che si rende attrattivo l'ospedale pubblico. Fermo, dottor Abruzzo, se no non ce la faccio a rispondere, che abbiamo anche una telefonata. Sebastiano da Abano, e poi sentiamo la senatrice Guidolin. Prego Sebastiano, veloce, mi raccomando. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. E ospite. Niente, l'ultima chiamata del signor, non mi ricordo il nome, come si chiamava? Livio. Mi ha rubato le parole dalla bocca, poi gli chiederò i diritti d'autore a questo signore qua, per semplice motivo, perché ha pienamente ragione. I politici purtroppo non gliene frega niente di noi poveri cristi. Guardi, mia madre ha fatto per 40 anni l'infermiera a Palermo, era in un ospedale, questa era una villa, che si vedeva, l'ospedale era proprio dentro il mare, vedevi tu dall'ospedale, vedevi il mare, una cosa meravigliosa. E purtroppo questa struttura, qualche 7 padiglione, li hanno fatti chiusi e hanno fatto degli uffici. E hanno chiuso un ospedale che era la meraviglia, cioè un ammalato che andava lì si sentiva un po' più felice perché vedeva il mare, e intanto hanno fatto uffici e hanno demolito tutti gli ospedali purtroppo. Ora io dico, no, anche su questa sanità, facciamo una cosa, che i privati devono avere l'obbligo di fare almeno il 30% delle visite delle persone che ci vanno, quindi le persone che ci vanno pagano sempre il ticket e stop. Se no non la risolviamo più il problema, se no diamo tutto male ai privati, tanto meglio che stiamo andando come l'America, ci facciamo le assicurazioni e paga l'assicurazione. A questo punto loro ci vogliono mandare. Signor Minella, l'ultima cosa e chiudo. Ieri purtroppo i suoi ospiti non mi hanno dato una risposta delle domande che avevo dato io, non so per quale motivo. Perché il tempo è tiranno e le domande sono tante che fate, perciò non possono rispondere delle volte a tutte. Comunque ti ringrazio Sebastiano, tanto sei sempre presente. Allora, senatrice Guidolin, ecco, questo popolo da nord a sud, che specialmente le fragilità che non riescono ad avere risposte. Ecco, prima si parlava non ci sono i medici, ma perché l'Italia
troviamo nelle strutture private questi medici, questi infermieri? Perché ci sono, è là il grande problema. Non è vero che non ci sono, si sono spostati. Se noi facessimo rientrare tutti i medici che sono nel privato, nel pubblico, vorrei proprio vedere questi numeri, se veramente mancano, per carità ne mancheranno, ma il numero importante che abbiamo nel pubblico, cioè nel privato e non nel pubblico. E soprattutto la mia domanda, se si può creare una corsia preferenziale per gli ottantenni in su, che abbiano il rispetto del loro passato e della loro vita. Sto parlando delle fragilità, non quelli che possono permettersi di pagare il privato, quelli che non possono permettersi, visto che c'è anche la convenzione. Prego, senatrice Guidolin. Allora, medici, infermieri e in generale il personale sanitario si sposta dal pubblico al privato perché è semplice, perché lì guadagnano di più e perché lì il carico di lavoro è più leggero, semplicemente perché nel privato si fanno solo visite ambulatoriali o comunque piccoli interventi che non sono certamente quelli più complessi che viene fatto nel pubblico. Quindi al pubblico lasciamo pagare meno il personale, tagliamo le risorse, però gli facciamo fare le cose più complesse, che può essere, che ne so, un trapianto o tutte queste cose qui. Mentre il privato paghiamo di più il personale, facciamo cose più leggere e gli diamo pure i soldi. Allora io credo che questa cosa vada compresa prima di tutto da parte di chi poi è nella stanza dei bottoni, perché insomma chi è il governo di regioni, Stato, insomma deve comprendere questa cosa e invertire la tendenza con i soldi, perché i soldi, se li metti nella sanità privata, aiuti la sanità privata a crescere, se li metti nel pubblico aiuti il pubblico a crescere. E questa è la risposta alla prima domanda. Poi per quanto riguarda la seconda domanda, che è quella sugli anziani ultra novantenni, mi sembra di aver capire che debbano avere una corsia preferenziale, io sono d'accordo con lei. Però vedi, io ho sentito diverse critiche sui politici e me le prendo tutte perché non ho problemi, insomma capisco magari l'arrabbiatura di un cittadino. Però io credo che anche i cittadini debbano impegnarsi un po' di più a capire quelli che sono i vari livelli decisionali per quanto riguarda la gestione della sanità. La riforma del titolo quinto ha portato la sanità, la parte organizzativa della sanità, in capo alle regioni. Lo Stato finanzia e le regioni organizzano. Quindi se ci sono dei disservizi oppure anche una richiesta come la sua, diciamo, l'ente competente per attuarla è la regione e può farlo volendo. Per quanto riguarda i sindaci, sempre in base a questo ragionamento che sto facendo, ricordo che i sindaci hanno il potere durante la conferenza dei servizi che viene fatta, mi pare, una volta ogni mese all'interno di ogni ASL, quindi sindaci, direttore generale dell'ASL e varie altre figure che gestiscono il sociosanitario, fanno questa riunione e lì i sindaci, se c'è qualcosa che non va, tipo le 7 ambulanze che partono con tutto il personale che ci va dietro, è quello il luogo preposto per segnalare la cosa. E ricordo che i sindaci in quella riunione, in quella conferenza dei servizi, hanno anche il potere eventualmente di diffidare il direttore generale di quell'ASL che non sta organizzando bene la sanità in quell'ASL. Quindi scusi senatrice, ma alla fine di questo bel discorso che ha fatto è molto importante, perché abbiamo imparato qualcosa in più e la ringrazio perché l'ha spiegato anche molto bene. Ma alla fine, se a Roma non sentono, come ha detto lei, qualcuno non sente ai vari governi, perché noi ce la prendiamo con l'ultimo, ma dobbiamo partire anche da prima, perché tutti sono stati al governo bene o male. Ma per noi non cambia niente, perché non ascoltano, sentono, ma non ascoltano, perché il grande business adesso è sulle infrastrutture, non sulla persona. È là che io mi batto, senatrice. Noi dobbiamo investire sulla persona, non sulle infrastrutture, ma chi se ne frega del grande ospedale se poi non ho il medico e l'infermiere che mi curano? Ma chi se ne frega, senatrice? Io preferisco un letto normalissimo,
ma un ospedale normalissimo, ma con brave persone che mi curano. Ma chi se ne frega di avere la grande macchina se non ho poi la persona che gira attorno a questa struttura meravigliosa piena di macchine di ultima generazione. Dottor Avruscio. È proprio così. Infatti una proposta che io mi sento di fare anche alla senatrice, noi vede abbiamo tutti quanti, usciamo appunto dalla stessa università, però cosa succede? Che nel mondo del lavoro abbiamo tutto il territorio che è basato su liberi professionisti. Mi riferisco ai medici di medicina generale, ambulatoriale specialistici interni e esterni, guardia medica, pediatri libera scelta, sono tutti liberi professionisti convenzionati. È un po' come le case di cura convenzionate. Gli unici dipendenti pubblici sono gli ospedalieri. Allora, quando si va a livello nazionale, perché il problema è nazionale, a fare i contratti nazionali, allora ognuno cerca di tirare acqua al proprio mulino, perdendo di vista la centralità del paziente. Ecco perché il paziente è sempre ai margini. Allora, se noi avessimo un contratto unico, e questo lo dico come sfida anche alla senatrice, di proporlo in commissione, un contratto unico per tutti i medici che siano del territorio, che sia diverso per il rischio clinico, perché è chiaro che uno che entra in sala operatoria ha un rischio clinico maggiore di chi uno che non fa il chirurgo. E allora questa è la differenza stipendiale che deve esserci, ma un contratto unico per tutti i medici, e allora sì che si ragionerebbe con la centralità del paziente e con la presa in carico di cui dicevo prima. Questo ci vuole coraggio, bisogna proporlo in tutte le sedi. Io sono a disposizione eventualmente per appoggiare questa richiesta, che è una richiesta politica a livello nazionale, perché altrimenti non ne usciamo fuori, perché se distinguiamo sempre è il medico di base, è lo specialista ambulatoriale, è l'accreditato, non ne usciamo più. Il paziente è centrale, deve essere centrale nel sistema sanitario nazionale, e questo è uno dei modi. Poi tra l'altro, ripeto, più attrazione per l'ospedale pubblico. Attrattività non vuol dire valorizzazione economica, ma vuol dire anche stare accanto al personale con asili nido, negli ospedali, scuole materne, aiutare il personale sanitario quando il figlio va a scuola, all'università, come si fa con le divise militari che hanno dei benefici, e in questo modo si rende attrattivo anche abbassare le tasse a chi lavora nell'ospedale. Questo renderebbe più attrattivo l'ospedale e non ci sarebbe questa fuga di medici, perché è una questione anche di qualità di vita, perché vede, quando si salva la vita in una sala operatoria non è che ci sono i cartelloni, gli applausi, gli ola. Insomma, non c'è nulla di tutto questo. Eppure, se la vita è fondamentale rispetto al Grande Fratello, altre cose che insomma come modelli di società, e allora lo Stato deve proteggere questi operatori sanitari, perché il problema, ripeto, non è di medici e infermieri, ma dei noi cittadini, dei nostri figli, dei nostri vecchi, delle persone più fragili. Abbiamo Adriana da Crocetta. Vai Adriana, veloce. Lasciami almeno il tempo di respirare. Vai. Parlava con mio marito l'altra sera che bisognerebbe togliere ai politici tutto quanto e vedere come fanno a sbarcare lunario loro, perché sono abituati ad avere tanti soldi e la gente non sa neanche come spenderli, e allora non capiscono le persone che ne hanno bisogno. Grazie Mirella. Grazie Adriana. Allora, senatrice, come ci saluta, come sente? Veramente le fragilità, sono molto arrabbiate, perché guardi, veramente, pensi che io ho proprio glielo racconto, guardi senatrice, mi fa anche piacere che lo sappia, perché tanto io faccio le battaglie, poi vediamo chi vince la guerra. Pensi che ha un'eccellenza qui a Treviso, il professor Mazzoleni, che mette a disposizione la sua bravura, perché è un'eccellenza in maxillofacciale e odontoiatria, mette a disposizione i macchinari, mette a disposizione il personale, tutto gratuito, per aiutare le fragilità che vengono al Banco Solidale della provincia di Treviso. Ho chiesto uno spazio su uno stabile vuoto della provincia, è l'unico banco solidale all'interno della provincia di Treviso, senatrice, l'unico in Italia, e mi hanno detto di no, perché non può essere fatto uno stabile vuoto a piano terra non più usufruito da nessuno,
capisce come funziona nel territorio. Allora, se fai parte di cerchi magici, è il discorso che fanno la gente a casa, hai tutte le possibilità di inserirti. Ma se fai da sola, che cerchi di fare del bene, di fare anche veramente, pensate anche che risparmio e che gioia a queste persone che non potrebbero curarsi, viene detto di no, ma le sembra possibile? Eppure è una battaglia che sto facendo da 3 anni. Ho provato a tutti i partiti politici, tutti quanti se ne lavano le mani. Capisce come funziona, senatrice, perché la gente è arrabbiata? Prego, senatrice. Allora, io lo capisco e trovo assurdo anch'io che di fronte comunque a una persona che offre la sua esperienza in modo gratuito per il bene dei cittadini non vengano le istituzioni, non vadano incontro. In questo caso mi sembra di aver capito che è la provincia. Io credo che è vero che i cittadini spesso non vengono ascoltati, ma se più cittadini si mettono insieme e alzano un po' la voce in modo sempre civile, io credo che qualcosa cambia. Io l'ho visto nel corso anche del mio attivismo. Quindi alzare la voce un po' ogni tanto fa bene e credo che quello che posso fare io, perché visto che è la provincia che deve decidere, quello che posso fare io è magari venire con voi a parlare con il prefetto e capire perché insomma questi locali non vengono messi a disposizione. La ringrazio, questo, senatrice. Grazie. Senta, senatrice, posso dare i suoi riferimenti al dottor Avruscio che vuole parlare con lei? Sì, mi scriva in WhatsApp. Benissimo. Che così lo riconosco. Benissimo, allora la ringrazio, allora ringraziamo l'onorevole senatrice Barbara Guidolin, commissioni, ascoltate bene, affari sociali, sanità e lavoro del Movimento 5 Stelle, che inviteremo ancora, così ci illuminerà, ci sarà più trasparenza anche nella comunicazione, cosa fanno a Roma questi onorevoli e questi senatori. Grazie veramente a Barbara Guidolin. Dottor Avruscio, come ci saluta? Dicendo buona salute a tutti, che è la cosa più preziosa che abbiamo, e niente, di farsi sentire, di scrivere email alle istituzioni quando si ha un disservizio, almeno di farsi sentire, perché la politica ci sente solamente quando c'è un problema che avverte. Purtroppo il politico guarda solamente alle prossime elezioni e quindi la progettazione a 10-20 anni per la salute dei cittadini, questa viene meno. Dobbiamo essere noi cittadini a svegliarci, è il titolo della sua trasmissione Sveglia Veneti, insomma abbiamo coraggio di scendere più in piazza, di scrivere, di fare email alla regione, allo Stato, a chiunque, perché è l'unico modo questo perché possiamo essere attivi, perché la democrazia nel momento in cui i cittadini non sono attivi è finita. Allora io vi faccio vedere questa locandina che domani 8 marzo abbiamo deciso proprio tra tante associazioni di portare avanti, invitando anche i politici. Ecco, lo dico anche alla senatrice Guidolin, lo dico anche al dottor Avruscio, ma non solo. Io ho invitato tante associazioni e specialmente quelle piccole, quelle che non hanno il campanile alto, ma che devono dire la loro, perché l'unione fa la forza. Stiamo facendo questo perché veramente abbiamo bisogno di numeri per essere ascoltati, non c'è niente da fare. I numeri sono importanti, l'abbiamo visto con i trattori, quando hanno visto il numero di persone e di trattori che si muovevano hanno cambiato tutto, hanno azzerato quello che avevano deciso, perciò partecipate, ve lo dico sempre, partecipate, lo so che è dura, lo so che non siete abituati, lo so che vivo su un territorio del Minovò combatta, ma a questo punto dobbiamo veramente andare a combattere. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Quello umano, grazie. Il parco di Via Fiorentino è un patrimonio della... Ringraziamo il professor Stevanato, che è il presidente del Centro Studi Mestre, ci sta dedicando a questo parco che speriamo rimanga e stiamo lottando perché rimanga.
a una persona importante che è morta purtroppo qualche settimana fa, 15 giorni fa mi pare, che abitava giusto qui di fronte, che è il papà di Francesco e di Cristina Brunello, che sono qui con noi, ed è Luigi Brunello. Questa intitolazione di questo parco Luigi Brunello quindi non è assolutamente casuale, ma è veramente la continuazione della sua opera, e viene strappato questo targa dalla figlia Cristina Brunello e da Francesco. Noi il cuore lo accatastiamo in cantiere, lo rimuoviamo con ruspe e badili, è civiltà. Querce millenarie tagliate in gran pompa, presente... Allora, adesso leggiamo Un albero deve crescere, di Ferruccio Prugnaro, Spinea. Adesso io ne ho... Allora, questo è un Tiglio e io sto protestando vivamente contro la decisione della ditta Bonaglio di costruire questo palazzo. Le panchine piene zeppe, di vecchine, di coppiette, di badanti e genitori. Protettore, tu sei il mio più grande amore, viva, viva! La batteria e suonare con noi. Allora, noi siamo i Green Brothers Band, il review, funk, blues and whatever more. Siamo partiti con questo servizio perché abbiamo in presenza Michele Boato che si occupa di verde, diciamo così, di ambiente da una vita, ma nel 2024 che Michele Boato troviamo e cosa ci dice? Dopo tanti anni, tante battaglie, poche guerre vinte o pochissime, cosa ci dice Boato? Non pochissime, certe per esempio il Consiglio le abbiamo vinte tutte e diciamo che già è un bel pezzo, altre no. Altre le abbiamo perse a Padova ultimamente, hanno fatto una strage e così a Cortina e così purtroppo anche a Merne di Martellago. Però, stiamo parlando di alberi, naturalmente di ambiente. Alberi tagliati inutilmente o comunque per progetti sbagliati. Ma quello che devo dire, anche stamattina io sono qui, ma alle 7 di stamattina ero in via Cappuccina Mestre perché difendiamo le mimose. Le mimose di via Cappuccina sono 2 alberi. Cosa fate? 2 alberi? Sì, ma l'8 marzo... negli anni scorsi eccola qua la locandina, le distruggevano per portare o per vendere all'inizio, per vendere i rameti di mimosa abusivamente. E abbiamo detto è un simbolo, è il simbolo di una città che deve difendere se stessa e deve aumentarlo il verde, non distruggerlo.
Stamattina, ieri sera, oggi, chi ha voglia, se siete di Mestre, venite lì in via Cappuccina, ci trovate anche stasera alle 7 fino alle 11. Poi abbiamo addirittura fatto una colletta e abbiamo preso una guardia giurata per la notte, perché sennò i furbi andavano di notte, e invece fino alle 7 di mattina, stamattina c'era questa bravissima guardia, simpaticissima, e il problema è che nelle città noi dobbiamo aumentarlo il verde, e invece continuamente abbiamo autorizzazioni di fare tagli, abbiamo nuove strade, soprattutto nuove case. Abbiamo visto prima quel filmato, era il parco che era al centro di Mestre in via Pio X, l'hanno distrutto per fare un caseggiato che è rimasto vuoto, non hanno venduto, è ancora vuoto adesso, quello col buco, se passi tu vedi questo buco, l'architetto voleva fare una cosa, chissà cosa voleva fare, e ha fatto un buco davanti e hanno distrutto un posto dove tutti i giorni gli anziani andavano. È salute questa. Tu d'estate dentro un parco hai da 3 a 5 gradi di temperatura inferiori alla caldana che c'è nelle città d'estate. D'estate veramente gli anziani muoiono di più a causa del caldo eccessivo, e i parchi sono il toccasana senza dover andare nell'aria condizionata dei centri commerciali, perché è assurdo, insomma, distruggi i parchi e fai andare la gente nei centri commerciali. Va bene che ci sono interessi economici, ma c'è un limite. Ecco, io penso che questa sia una delle proposte più importanti, che mette assieme l'ambiente e la salute, perché noi abbiamo bisogno dell'aria pura, della temperatura inferiore, anche del ripararsi qualche volta dalla pioggia, ma soprattutto d'estate gli alberi sono veramente i nostri fratelli. La nostra associazione si chiama Amico Albero, è nata 20 anni fa ormai, perché quel filmato era di 10 anni fa ed era nata 10 anni prima, e ci conoscono tutti a Mestre e sanno che veramente le amministrazioni non fanno quasi mai, attenzione, cito adesso il comune di Treviso, il comune di Vittorio Veneto, il comune di Montecchio Maggiore come 3 comuni che invece fanno un buon servizio del verde, ma ne sto citando 3 su 400. Non so quanti altri sono i comuni che mettono il verde davanti nel loro programma, e non invece nell'ultimo angolo, tanto chi se ne frega, poi ne piantiamo ancora. Loro fanno strage, oggi, ieri a Tessera, strage di alberi, e dico sì, ma ne pianteremo altri, ma dove, ma quando? Ma abbiamo visto solo parcheggi attorno all'aeroporto, avevamo dei boschi che dovevano difendere il quartiere di Tessera, nati apposta per difenderlo, cioè per mantenere l'aria più pulita, e oggi, ieri, in questi giorni stanno facendo l'ultima strage. Questa è la situazione normale. Dobbiamo, cittadini, ha ragione la Mirella a dare nome Sveglia Veneti, perché è proprio questo che dobbiamo fare. Noi dobbiamo, quando vedi un albero che lo stanno, magari c'è il cartello, devi metterci fuori subito un cartello tu, dicendo non tagliarmi, sono la tua vita, cioè far capire che la popolazione non è d'accordo con questo tipo di politiche. Allora saluto, prima di dare la parola al telespettatore, che è Roberto da Salzano, ma devo salutare il dottor Paolo Rosi, direttore Dipartimento Regionale SUEM Veneto, Servizio Urgenza e Emergenza. Grazie veramente, dottor Rosi, di essere qui con noi, la ringrazio, però devo dare la parola prima a Roberto, se no mi cade la linea che stavo aspettando. Vai Roberto da Salzano. Buongiorno intanto. Buongiorno. No, vorrei ripetermi, perché vorrei parlare del ponte sullo stretto. Lei prima diceva delle cose importanti riguardo alle infrastrutture. Volevo dire che riguardo alle priorità, penso che in un paese dove la politica si interessa dei cittadini dovrebbe essere prima di tutto, anche per l'immagine di una nazione, sia la sanità in generale. Quindi i 16 miliardi che servono per fare questo ponte, sa quanti miglioramenti si possono fare agli ospedali, alle case di cura, per gli anziani, a rifare le scuole, mettere a posto, fare un po' di più asili. Penso che sarebbe, visto che facciamo tanti referendum,
Se non si potrebbe fare il referendum che sul ponte, vediamo se gli italiani sono d'accordo, magari chiedere agli italiani: volete migliorare la sanità o fare il ponte sullo stretto? Sono convinto che la maggioranza, anche dei veneti, sarebbe molto più disposto a migliorare la sanità, perché è vero che ultimamente la nostra sanità sta peggiorando. Io ho avuto dei problemi ultimamente e ho dovuto rivolgermi per forza di cose al privato e spendere dei soldi. Non è che io sono in pensione, quindi non è che abbia molti soldi, però sono stato costretto perché avevo un problema che era urgente. Grazie Roberto, molto chiaro, ti ringrazio. Dottor Rosi, invece dottor Rosi dobbiamo ringraziare questa emergenza, questo servizio di urgenza e emergenza che arriva immediatamente quando ci sono specialmente delle criticità. Com'è la situazione dal suo osservatorio, dottor Rosi? Beh, la situazione è che purtroppo il lavoro non ci manca, nel senso che il prestare soccorso ai cittadini è un'opera che dobbiamo fare quotidianamente. In questo momento diciamo che non abbiamo particolari emergenze, passato il periodo influenzale siamo un pochino più tranquilli. Chiaro che continuiamo a essere impegnati sul fronte dell'infortunistica stradale, che ancora rappresenta un grave problema, e poi lavoriamo molto con gli anziani. Adesso sappiamo che l'assistenza a domicilio è stata molto potenziata e quindi c'è necessità di spesso condurre queste persone in ospedale anche solo per accertamenti, non solo per urgenze. Quindi diciamo che la nostra attività è sempre in crescita. Dottor Rosi, ma come personale, perché là il problema è il nocciolo della questione, perché dappertutto manca personale, mancano i giovani. Delle volte io penso anche che non è che mancano, è che cominciamo a sentire che non ci sono più come una volta, perché la denatalità si fa anche sentire. Cosa ci dice, dottor Rosi? Guardi, noi abbiamo una parte del servizio è esternalizzata, nel senso che è gestita da strutture accreditate, quindi dove non abbiamo personale nostro dobbiamo ricorrere ad acquisire il servizio da altre strutture. Abbiamo anche noi delle carenze, soprattutto sul fronte infermieri. Diciamo che forse abbiamo un po' superato la fase più critica che abbiamo avuto subito dopo il Covid, però comunque i nostri infermieri spesso devono lavorare di più perché non abbiamo gli organici completi. Abbiamo Gennaro da Bassano del Grappa, vai Gennaro. Sì, buongiorno. Buongiorno. Scusi che intervengo per quello che stava dicendo prima il signore per quanto riguarda il ponte. E io vorrei dire solamente questo. Io penso che non tutti gli italiani vogliono questo ponte, anzi, perché poi strutturalmente per costruire questo ponte non è un'impresa molto facile. Io, se si sente dall'accento, io sono del sud, però abito a Bassano ormai da 25 anni e mi sento mezzo sudista e mezzo nordista, per farla breve, nel senso che diciamo che in Italia si sta venendo a casa, ormai da 40 anni a questa parte si è creata una situazione che il popolo è sottomesso ai politici. I politici decidono quello che vogliono, senza interpellare più nessuno ormai, perché fanno soltanto principalmente i loro interessi. Il ponte, se ogni italiano, oppure di quelli là che noi diciamo della mia età, io ho 64 anni e sinceramente ho sempre lavorato sia al sud che al nord. Sono venuto al nord per far studiare mio figlio e mi sono trasferito completamente, però mi sono sempre trovato bene. Però dico, strutturalmente l'Italia è composta che quando si fa un qualcosa in Italia è solo per decursare soldi al popolo, perché un'opera che dovrebbe costare, io faccio un'ipotesi così, 100 euro
alla fin fine, facendo i conti, è venuto a costare 3.000 euro. Tutti questi soldi sono soldi che vanno persi man mano che si fanno gli appalti, si danno appalti per appalti. Il ponte che stavamo parlando prima, che dicono che servono 16 miliardi, e giustamente il signore diceva quei soldi si potrebbero utilizzare a fare molte altre cose, ed è vero, principalmente per quello come la penso io, principalmente sarebbero di usarli per la sanità e per le istruzioni. Grazie Gennaro, i soldi non vanno persi, Gennaro, vanno nelle tasche di qualcuno, questo è il grande problema, non nelle nostre e di quelli che avrebbero invece necessità. Prego Boato, lei è politico, qualche volta questo, Boato, dai. Questo è anche stato accertato dalla magistratura, io faccio la mia responsabilità, ho fatto anche l'assessore regionale per un anno e mezzo e avevo un dirigente che mi dava sempre contro, si chiamava Fior, sui rifiuti, non capivo perché. Poi è stato scoperto, il furbo faceva il consulente dei consorzi per fare il progetto che poi lui come dirigente regionale doveva approvare. Alla fine la magistratura lo ha condannato a 4-5 anni di galera, ha dovuto sborsare credo €500.000 o circa, un po' di più, un po' di meno, perché se li era presi ovviamente illegalmente, e ha dimostrato. Un altro che ho fatto mandare in galera è un altro dirigente regionale, Ginevra, delle Cave, che faceva gli accordi, l'hanno beccato con le tangenti in tasca in un ristorante vicino al Piave, c'erano 2 cavatori e lui l'hanno trovato con i milioni in tasca, eravamo nel 98, poi il processo a Treviso è andato avanti e l'hanno arrestato, adesso è morto. E anche lui sistematicamente faceva andare avanti i progetti sbagliati se veniva pagato e magari bloccava anche quelli giusti perché non c'era il sindaco che gli aveva fatto questa cosa qua, che io ho visto di persona, perché ho portato 2 nomi, potrei essere denunciato se fossero falsi, no? Li ho detti in pubblico, quindi chiaramente sono veri, verissimi, ho persino testimoniato in tribunale su queste cose. Queste cose qua avvengono sistematicamente, non è che da 100 si va a 3.000, da 100 si va a 200. L'esempio dell'alta velocità, i costi dell'alta velocità in Francia sono la metà dello stesso chilometro che si fa in Italia, costa il doppio in Italia. Come mai? Come mai? Ci domandiamo per caso se c'è qualche passaggio in più che costa quel... Ecco, io dico questo non per qualunquismo, ma perché dobbiamo fare attenzione. Attenzione a chi votiamo, attenzione a cosa fanno, avere dei consulenti fuori dagli interessi, cioè per il bene comune ci sono, ogni tanto si trova l'avvocato che difende il bene comune e non vuole una lira, noi ne abbiamo, ci sono, perché bisogna arrivare ai punti che il popolo, la gente, senza distinzione di partito, la gente... La democrazia vuol dire il potere del popolo, non di una parte del popolo, la gente controlla e possa quasi decidere. Io dico quasi perché è vero che alla fine ci vuole qualcuno che decide, è verissimo, avendo fatto l'assessore lo so perfettamente, ma ci vuole che fino alla fine tu questo processo decisionale lo devi condividere con le persone e non passargli sulla testa sistematicamente. Guardate, tutte le cose, non solo quel parco che abbiamo visto prima eliminato, ma anche il grattacielo che vogliono fare in Viale San Marco, ma anche i due grattacieli sopra che vogliono fare sopra la stazione di Mestre, portando via l'unico pezzettino che c'è ancora per i taxi, una piazza piccolissima, e lì ci vogliono mettere un altro grattacielo, lì, proprio lì sopra. Dico, e la gente mai stata consultata. Purtroppo, rispondo al discorso del ponte, è impossibile fare un referendum sul ponte, perché i referendum nazionali si possono fare solo per abrogare o meno leggi esistenti, e sul ponte non c'è una legge, ci sono delibere del governo. No.
Ma nei comuni, che secondo me sono la cosa più importante, lì nei regolamenti comunali, quasi tutti i comuni, se non lo fanno dove bisogna imporlo, hanno il referendum comunale e non li applicano mai. L'unica volta che noi siamo riusciti ad applicarlo è stato su Marghera, sul Fosgene, famoso Fosgene che rischiava di fare una strage. C'è stato nel 2002 un incendio che è arrivato a 20 metri dalla strage, ricordiamocelo. Quel referendum, che fu fatto tra l'altro in maniera anche un po' strana, ma comunque fu fatto un referendum, ha portato al cambiamento dell'industria di Marghera. Oggi in Marghera non abbiamo più quel tipo di industria là, il cloruro di vinile cancerogeno e il Fosgene cancerogeno. Il referendum comunale, lo dico a tutti, è una cosa intanto molto più semplice da fare, perché quelli nazionali ci vogliono 500.000 firme, ha voglia di farle, eccetera. Ma, secondo, è più anche controllabile, perché la gente dice vuoi o non vuoi fare quella cosa? E lì non c'è bisogno di una legge da abrogare, è il contrario. Il referendum comunale è un referendum che può essere benissimo propositivo. Noi vogliamo che venga fatto, che so, l'assistenza domiciliare per gli anziani e che venga speso tot soldi. E quello è un referendum che un comune può fare. Abbiamo Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, ieri mattina ho parlato per le visite di invalidità. Sì. Allora, ieri ho ricevuto una telefonata che stavo attendendo per l'esenzione del bollo auto. Allora, l'ACI, il CAF mi ha detto che abbiamo la possibilità di avere questo esonero. L'ACI è lo stesso. Mi ha telefonato la Regione Veneto, non abbiamo diritto perché nel verbale non rientra in una legge. Ma se mi hanno dato il 104 sarà con globale di diverse esenzioni. Guarda, non vado più a votare perché noi italiani non abbiamo diritto di niente, E dopo vediamo che danno pensioni di invalidità, sono ciechi, guidano la macchina, sono in carrozzella e dopo vanno a ballare. Allora cosa bisogna fare per avere diritti di qualcosa? Un'associazione dei consumatori brava con un avvocato bravo. Ecco, è meglio che ti rivolgi a loro, Nadia, perché se forse... cosa? Allora Nadia, forse è proprio vero rivolgerti a qualche associazione di consumatori, puoi scegliere perché ce ne sono tantissime, più di una, un avvocato bravo. E porta avanti, perché non è neanche possibile stare sempre zitti, due dicono sì, uno dice no, ma chi è che ha ragione alla fine? Povero allora Pantalone che paga. Grazie Nadia, grazie. Devo correre, purtroppo hai fatto bene a dirlo. Senti il consiglio che ti ha dato anche Boato, che è stato anche un politico, perciò di queste cose se ne intende. Però adesso andiamo a vedere questo troppe chiamate al suo, stiamo parlando di Treviso in questo momento, andiamo a sentire e vedere, poi sentiamo cosa ci dice il dottor Paolo Rosi. Le emergenze sono tante, in più si aggrava il fattore che tanti usano questo numero a volte anche impropriamente, quindi noi stiamo aumentando di tantissimo i nostri servizi. Sempre più ambulanze in strada e boom di chiamate al 118, ma non sempre si tratta di emergenza. E così si alza anche il livello di rischio sulle strade per gli autisti soccorritori. Ambulanze diventate sempre di più un punto di riferimento, chiamate a coprire la carenza dei servizi sul territorio. Il nostro lavoro sinceramente sta aumentando tanto, non trovando risposte dalla medicina territoriale. Se giustamente uno ha bisogno dice chiamo il 118. Ma a sorpresa gli autisti, dipendenti così come volontari, non hanno tutte le tutele che il lavoro meriterebbe. Ci siamo, ma attualmente siamo fantasmi. Infatti noi siamo assunti come operatori tecnici. Non abbiamo proprio un contratto, non abbiamo un percorso formativo.
Chiedono riconoscimento, un percorso di formazione che istituisca la professione, protocolli unificati tra le varie ULSS e linee guida specifiche sui limiti di sforamento di velocità dei mezzi in servizio di emergenza. Possiamo passare sì con il rosso, però sempre con prudenza, intelligenza, quantomeno interpretare ciò che succede sulla strada, la prevedibilità di un evento rischioso. Ecco, sono tante, diciamo, le dinamiche. Questo per quanto riguarda la strada. Poi comunque ci sono anche dei rischi anche sul luogo dell'evento. Per divulgare consapevolezza tra la categoria, l'associazione ha convocato un incontro il 30 marzo prossimo a Villafranca di Verona. Pochi giorni fa l'apertura dell'inchiesta per omicidio stradale dopo l'investimento in via 24 maggio a Conegliano di un anziano sulle strisce da parte di un'ambulanza in servizio di emergenza. Alla guida del mezzo un 63enne con oltre 30 anni di esperienza alle spalle. Allora, veramente, intanto ancora grazie dottor Rosi, perché aveva un lavoro massacrante, avete sentito. Ecco, come commenta questo servizio? Ma ci sono diverse cose da dire su questo servizio. Il primo è che il Veneto è una delle regioni, forse la prima, che ha cercato di avviare il percorso per l'istituzione del profilo professionale dell'autista soccorritore. Un percorso che proprio in questi giorni dovrebbe finalmente arrivare a conclusione con l'adozione della Commissione Salute di un documento che impegna il Ministero ad approvare questa figura. Questo è un iter che stiamo seguendo con impegno da 15 anni e speriamo di riuscire a portarlo in porto, però c'è anche da dire che contestualmente a questo in Veneto l'autista soccorritore deve seguire un percorso formativo, è obbligatorio sia per chi viene assunto nelle strutture pubbliche sia per chi lavora per le strutture private accreditate, che devono seguire dei corsi di formazione specifici e che l'inquadramento dell'autista di ambulanza non è quello di un semplice operatore tecnico, ma è proprio un inquadramento di autista di ambulanza. Quindi noi riconosciamo che c'è questa esigenza, ma è anche vero che in Veneto gli autisti soccorritori seguono un percorso di formazione specifico per la sicurezza loro, dei trasportati e degli utenti della strada. Allora, dottor Rosi, io vorrei proprio commentare con lei quel ragazzino che ha salvato, stava passando per la strada, ha visto quel signore che veramente si è accasciato per terra, lui ha lasciato lo zainetto, ha cominciato a fare il massaggio cardiaco, alla fine naturalmente aiutato anche da voi, è riuscito a salvare questa persona. E quello che mi ha colpito è stato questo ragazzino. Siccome tutti i giorni parlano di esempi di bulli, di baby gang, sembra che siano solo loro che comandano, mentre sono pochi, speriamo anche di riuscire a fermarli. Questo ragazzino ha detto: io l'ho imparato a scuola, me l'hanno insegnato a scuola, e ho fatto soltanto il mio dovere, quello che dovevo fare. Ecco l'importanza di entrare nelle scuole, dottor Rosi, perché non è vero che questi ragazzi non gliene frega niente, non ne sono intrigati da niente, no, anzi è l'incontrario. Cosa ci dice, dottor Rosi? E complimenti a questo ragazzo, che spero di averlo anche in trasmissione, anche se è uno schivo e ha anche ragione alla fine. Ecco, io ho fatto quello che dovevo fare, stop, chiuso. Prego. Guardi, io lo dico proprio in maniera esplicita: se una persona ha un arresto cardiaco o abita davanti all'ospedale, oppure lo possono salvare solo gli astanti, o con i defibrillatori che ormai cominciano a essere diffusi abbastanza sul territorio, oppure facendo le compressioni toraciche, quello che si chiama massaggio cardiaco, cioè quello che ha fatto questo ragazzino. E anche qui noi siamo assolutamente convinti che sia nelle scuole che si deve introdurre questo insegnamento, l'insegnamento del primo soccorso. Sono poche manovre, non richiedono molto tempo, però lo si deve fare già nelle scuole anche di primo grado, insegnando già per esempio solo a chiamare il soccorso. Noi da anni siamo impegnati a spiegare che anche ai bambini va insegnato a chiamare il soccorso, perché magari il bambino, pur essendo piccolo, è da solo in casa con un familiare che può star male. E poi più avanti le tecniche di rianimazione cardiopolmonare, che devono far parte del bagaglio di cultura di tutte le persone. Quindi non può che essere la scuola quella che porta questo insegnamento.
In realtà c'è un progetto nazionale che però si è rivelato irrealizzabile, noi l'abbiamo sperimentato e non funziona perché noi siamo pochi e il 118 può raggiungere poche scuole. E quindi adesso, ne parlavamo proprio ieri con la Presidenza della Regione, stiamo per avviare un progetto invece innovativo che vuole raggiungere tutte le scuole, partendo probabilmente dalle scuole superiori. Tanto io sono d'accordo con lei, dottor Rosi, di iniziare dalla prima superiore proprio. Ecco, io inizierei anche dalla quarta, quinta elementare, se devo dirle la verità, perché sono più svegli di quello che pensiamo. Attenzione guardi, a questi ragazzini l'abbiamo di insegnato anche all'asilo. Ecco, tanto l'abbiamo è vero, insegnato anche all'asilo come fare il 118. Bravissimo, ecco, avete capito. Uno dei problemi è che i bambini non sanno neanche dire dove abitano, non sanno l'indirizzo, e che a volte anche si cerca di tenere il telefono lontano perché sennò il bambino chiama, lo usa male, no? Fa chiamate a caso. Invece ai bambini, anche quando hanno 4-5 anni, bisogna insegnare a chi rivolgersi in caso di emergenza. Certo. Per esempio, noi abbiamo sempre detto, da più di 20 anni, che il nostro numero non è 118, ma è 118, perché 118 per un bambino non vuol dire niente, mentre 118 è una sequenza premuta sui tasti del telefono che può imparare anche un bambino che non sa ancora leggere. Guardi, dottor Rosi, la ringrazio perché, come sentite, ogni mattina si impara qualcosa in più, ma questo lo dico a quei genitori che ancora non riescono a capire, ecco, l'importanza dell'insegnamento anche da piccoli. È inutile che ci lamentiamo dopo se il ragazzo devia, perché non è intrigato da niente. Iniziate a fare quello che dice anche questa mattina il dottor Rosi, iniziate a parlare con i vostri bambini, forse a fargli capire cosa devono fare, cosa non si deve fare, ma spiegare il perché dici sì e il perché dici no, perché lui vuole sapere il sì e il no. La ringrazio, dottor Rosi. Ma un'altra cosa che volevo chiederle, ma perché non si può fare nel pomeriggio, ad esempio anche proprio come scuola, che non sempre, ma magari, non so, dico così perché come ha detto lei siete in pochi, fare un dopo scuola per chi vuole imparare qualcosa di diverso. Ma io vedo che questi ragazzi sarebbero interessati, ma lo sa, dottor Rosi, che io sono stata invitata su 2 istituti di Treviso, 2 istituti scolastici, e i ragazzi hanno chiesto ai loro docenti: intrigateci di più, ascoltateci di più, va bene la didattica, ma noi vogliamo anche qualcos'altro. Allora c'è una domanda ma non c'è una risposta e non ci sono offerte, ci sono poche offerte per questi ragazzi. Cosa dice, dottor Rosi? Allora, noi andiamo in diverse scuole perché in tutte le province ci sono degli infermieri che volontariamente fuori orario di servizio vanno nelle scuole a portare questi messaggi. È che è comunque una goccia in un mare, le scuole sono tantissime e noi siamo pochi. Proprio per questo vogliamo invece un progetto in cui andiamo nelle scuole a insegnare agli insegnanti, perché poi un insegnante basta che dedichi 3-4 ore in un anno per queste cose, non è che ci vogliono corsi lunghi. Noi gli daremo del materiale audiovisivo e in modo che formeremo i formatori, in questo modo riusciremo ad arrivare in tutte le classi, speriamo. Senta, dottor Rosi, lo sa che non sono d'accordo più né andare nelle scuole, ma sarei d'accordo di portare i ragazzi fuori dalle scuole, chi vuole, a turno nei pomeriggi, a fargli toccare con mano quella che è l'emergenza, naturalmente con tutte le garanzie e le sicurezze possibili. Ma io sono convinta che forse invece di andare noi a delle scuole, anche come volontariato, che non vedo i risultati assolutamente, perché il volontariato non vede giovani, ne abbiamo pochissimi e non sono intrigati se non in qualche situazione. Non è il caso che forse questi ragazzi, magari anche quelli più terribili, tra virgolette, che poi alla fine se li prendi da soli non sono così terribili, portarli a vedere anche quella che è la realtà anche degli incidenti? Cosa dice il dottor Rosi? Non sarebbe una buona idea, quelli visto che devono fare dei percorsi educativi che sicuro non vengono fatti portando la borsa della spesa una volta alla settimana o portando a spasso l'anziano che poi li vedi su un angolo e loro col cellulare da un'altra parte? Non è il caso che forse possiamo portarli fuori dalle scuole e intrigarli veramente quello che è il lavoro vero
quello che è veramente il dolore, il sacrificio, il sudore, l'amore per la vita. Cosa dice, dottor Rosi? Ma guardi, io sì, è sicuramente una prospettiva molto interessante. È un problema un po' di numeri, perché in realtà noi facciamo tanto lavoro ma non siamo tantissimi. Insomma, il SUEM ce n'è uno per provincia, poi ci sono le ambulanze di pronto soccorsi. È un po' difficile avere grandi numeri, contattare tanti ragazzi per quelli che noi siamo. Per quello noi abbiamo puntato sulla scuola, perché ci consente di penetrare al loro interno. Un'idea che abbiamo avuto, per esempio, è di creare degli istruttori di rianimazione tra i ragazzi stessi, in modo da favorire il loro coinvolgimento anche in... Sì, però, cioè, dottor Rosi, se i voi ne docenti siano prendete tra un loro, ragazzo al giorno, su 6 giorni sono 6 ragazzi, mettici anche la domenica sono 7, moltiplicati per tutto l'anno. Sa quanti ragazzi riuscite a portare con voi, far vedere con mano e toccare con mano anche qual è la rianimazione proprio in atto? Io sono dell'idea che veramente, secondo me, si potrebbe fare molto di più con questi ragazzi, ma è una mia idea, dottor Rosi, però volevo parlarne anche al direttore dottor Benazzi, che avrò fra poco ospite, di questa mia idea, perché vedo che noi li intrighiamo abbastanza. Quando è finita la lezioncina, sì, qualcuno, ma non più di tanto, perché me l'hanno detto loro. Pensi, dottor Rosi, che quando ho chiesto a loro, sapete cosa sono i CEOD? Mi hanno risposto che nessuno sapeva cosa sono i CEOD, ma neppure i professori, dottor Rosi. Neppure i professori presenti, l'ho detto qui davanti alle telecamere. Cioè, ma ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando? Boato? No, volevo precisare, quel ragazzo che ha salvato l'anziano non l'ha imparato a scuola, l'ha imparato guardando la televisione. Lui l'ha detto, vedendo non so quale servizio televisivo, ha imparato e l'ha fatto. Cioè, teniamo presente anche la televisione come momento di formazione, perché se... come dice la regia, che ha ragione, il regista Italo Morao, che si chiama proprio, c'è una trasmissione proprio che si occupava di questo. E questo la dice, insomma, è importante, però, perché è più Boato, facile, che si diciamo. impari da una parte, che si impari dall'altra. L'importante è che questo ragazzo abbia messo in atto quello che lui... Era per aggiungere, per aggiungere la televisione in questo progetto. Però lei che è stato politico, ma perché non riusciamo a fare queste cose? Perché noi tutte le mattine, io ho delle eccellenze nel territorio che vengono a questa trasmissione, e devo dire sempre grazie, l'ultimo è il dottor Gerosa, veramente con questo cuore, quello dell'intervento che ha fatto il dottor Gerosa, non finiremo mai di ringraziare, ma non solo lui, tutta la squadra, perché c'è una squadra, ci sono equipe che girano attorno a queste cose. Ma non riusciamo ad arrivare a questi ragazzi e abbiamo pochi buletti che tengono in mano le forze dell'ordine, i sindaci, i cittadini. Ma vogliamo capire che forse dovremmo dare anche il voto ai sedicenni? Io sono convinta di questo. Non sono abbastanza preparati, mi hanno risposto. Lei cosa ne pensa? No, beh, il voto ai sedicenni si può dare soprattutto alle amministrative, dove il tema può essere molto sentito dai ragazzi, cioè la strada, il traffico, l'ambiente, le scuole stesse. La persona. Questo. A livello politico lo vedrei meno, perché io ho dei nipoti che insomma a 15 anni vedo che proprio non ne sanno assolutamente nulla. Se vai a parlare di questioni politiche, giustamente, anche perché insomma, si può iniziare con le comunali, si può iniziare con le comunali. Io punto sempre sulle comunali, l'ho detto anche prima per il Verde. È lì l'elemento che può cambiare la situazione, sono proprio i comuni, anche le elezioni. E io vedo che ci sono degli stati in Europa che danno già il voto nelle comunali ai sedicenni, e non è una cosa così strana, insomma. Esatto. Qua sembra che parlare, non so io dove viviamo, mi sembra veramente, eppure siamo anche in Europa, io dico anche fortunatamente. Allora, dottor Rosi, cos'è che la preoccupa di più? Allora, abbiamo passato la pandemia, speriamo che non ritorni più, voi siete stati in prima linea, cos'è che l'ha colpita di più e quello che invece vede adesso? Prego, dottor Rosi. No, la pandemia è stata una prova durissima per tutti. Mi preoccupa che si pensi che la cosa è passata, non si ripeterà mai più, e mi preoccupa che possa venire meno la fiducia nelle vaccinazioni, che sono l'unica cosa che ci ha salvato, perché senza il vaccino sarebbe stata un'ecatombe.
e non solo per il Covid, ma anche perché avremmo dovuto chiudere tutte le attività ospedaliere, a parte quella di assistenza agli affetti da Covid. Quindi questa è un po' la preoccupazione, che si pensi che questa cosa non si ripeterà più per altri 100 anni. Invece dobbiamo tenere alta l'attenzione e tenere alta l'attenzione sulle strategie vaccinali, perché queste salvano in primo luogo i bambini da malattie che possono essere debellate completamente e che possono diventare gravissime. Senta, dottor Rosi, io ho sempre promosso la vaccinazione, mi sono vaccinata, le ho fatte tutte, continuerò a farlo, ci credo tantissimo, perché se non credo alla scienza e alla ricerca mi domando quando sta male dove vado dal fruttivendolo o dal macellaio a farmi la ricetta. Quello che però mi ha sconvolto, dottor Rosi, lo dico sempre, è che purtroppo abbiamo avuto diversi medici, anche qualche scienziato, ricercatori, la politica poi ci è andata giù a mano tesa per avere più voti tra il sì e il no, e questo veramente ha sconvolto. Pensi che una signora diversamente giovane, come lo chiamo io, mi ha detto: ma sai Mirelli, sono andata dal mio medico di famiglia, quando gli ho chiesto di farmi il vaccino ha tentenato, l'antinfluenzale sì, ma il vaccino anti-Covid mi ha detto no, non te lo faccio, devi andare da un'altra parte. Allora io ho visto il medico un po' indeciso e allora penso, se me l'ha detto il mio dottore che sa, allora io non lo faccio il vaccino. Capisce che ne basta uno per essere devastante, dottor Rosi? Sì, ne basta uno. Ci sono delle persone, alcuni in malafede, perché alcuni hanno fatto fortuna con le terapie alternative, con questa narrazione che loro curano nonostante il vaccino o con farmaci alternativi. Poi c'è qualcuno di bizzarro che sicuramente ha queste posizioni, però attenzione, perché il fatto che il medico di medicina generale faccia l'antinfluenzale ma non possa fare il Covid è anche legato al tipo di vaccino, che richiede tutta una modalità di conservazione, per cui non è possibile farlo sempre nell'ambulatorio del medico di medicina generale. Quindi attenzione a capire bene che cosa dicono i medici. Ma vanno a spiegare al diversamente giovane, se non è spiegato proprio bene, che lui vede il medico che tentenna. Cosa dice Boato? Ecco, l'informazione, la comunicazione, è il dire, non è facile, prego. Io mi metto sulla prevenzione, nel senso che questo Covid è arrivato dal salto di specie, no? Anche se continuano a dire forse, cioè dagli animali della foresta che sono arrivati all'uomo. Il salto di specie si moltiplica se si riduce l'ambiente naturale. Io resto su questo, siccome questa è la mia passione, e dico che anche per prevenire il più possibile eventuali altre pandemie, sono d'accordo che sono probabili, sono veramente d'accordo che non siamo fuori, dobbiamo mantenere e aumentare il più possibile l'ambiente naturale, perché è dalla distruzione dell'ambiente naturale in Cina che si è originato il salto di specie, e per cui il Covid è arrivato nelle città, insomma, e da lì Wuhan e poi tutto il mondo, insomma. E quindi io mi fermo qua perché non voglio andare su un terreno di cui non sono competente, insomma. No, ma è giusto anche parlarne, perché serve a questo, no? A svegliarsi, a capire, ecco, quella che è la vera, dici la verità. vado dal fruttivendolo, dal macellaio, dico vai dal fruttivendolo per favore, che è meglio. Cioè ci sono delle prevenzioni fondamentali che vanno incrementati. Io dico il fruttivendolo per intendere, insomma, certo. Le vitamine e tutto quello che insomma, spremute d'arancio sono la prevenzione fondamentale per tante malattie, compresa anche l'influenza, insomma. Allora guardiamo questo ragazzo meraviglioso, visto che il nostro bravo regista Italo Morao ha trovato il servizio, andiamo a vedere cosa ha fatto questo ragazzo. Ah, ce l'avete? Cosa vuoi fare nella vita? Il medico forse? Magari no, quello no. L'anno prossimo vado a perito agrario all'Unico che si trova a Vicenza, il Trentin, la scuola, e magari no, anzi sicuramente anche l'università, con magari qualcosa che c'entra anche con la politica, che mi è sempre piaciuta, o anche economia. Le idee già ben chiare e forse un futuro in politica. Sembra molto più grande dei suoi 14 anni Matteo Ridolfi, il giovanissimo eroe di Colognola ai Colli, che
che il 18 febbraio scorso ha salvato un 65enne colpito da infarto praticandogli un massaggio cardiaco in strada. Ospite della Camera dei Deputati con i genitori, viene ricevuto e premiato dal conterraneo veronese Lorenzo Fontana. Penso sia un bel esempio per tutti i ragazzi italiani. Spesso noi sentiamo notizie purtroppo di una gioventù che non si comporta sempre bene. Questo invece è sicuramente un esempio di larga parte della gioventù, in questo caso veronese ma italiana, che è una gioventù che secondo me potrà prendere un giorno le redini di questo paese in maniera anche migliore rispetto a quello che abbiamo fatto noi. Inevitabile ritornare alla mente a quel giorno. Stavo andando in bicicletta verso il campetto con i miei amici come tutte le domeniche, anche questa, e sento una donna che da lontano continuava a urlare. Inizio un po' a correre per vedere cosa è successo e quando mi fermo lì davanti guardo a destra e a sinistra e sento che dice che suo marito aveva fatto un infarto. Allora butto giù la bici e anche lo zaino col pallone e vado da lei a vedere cosa è successo. Matteo chiama il 118, riceve le prime istruzioni, ma nell'attesa dell'ambulanza gli viene chiesto se la sente di praticare il massaggio cardiaco e ispirandosi, come ha detto lui stesso, alla serie TV Doc, non si fa prendere dal panico. E ho detto che me la sentivo comunque, allora l'ho fatto per 15-18 minuti, ecco. Dopo è poi è arrivata l'ambulanza e anche l'elicottero e allora poi i carabinieri sono andato via a giocare. Le lodi del governatore Zaia, il premio alla Camera dei Deputati e un probabile futuro titolo di alfiere della Repubblica, come sindaca e preside della scuola hanno proposto al capo dello Stato Mattarella. Intanto lui, Matteo, resta il 14enne di sempre che spesso si sorprende di quei minuti di grande coraggio spesi per salvare una vita. Magari che aiuto qualcuno, sì, mi è già successo anche da piccolo, però così tanto grande mai. Abbiamo Angela in linea, vai Angela. Ciao Mirella, volevo l'altro giorno scusarmi con te, ma non volevo mancarti di rispetto, non ci siamo capite. No, ma voglio proprio scusarmi perché non ci siamo proprio capite. Allora a me quando una cosa veramente non riesco a farmi spiegare resto anche male perché penso che la persona si sia anche offesa, ma non volevo offendere e infatti gliel'ho detto anche al centralinista, non so se gliel'ha riferito. Sì cara Angela, sì. Grazie, sono contenta. Volevo dire bravo questo ragazzo, veramente mi ha commosso. Però no che entri in politica, non deve entrare in politica. Perché no, dire questo Angela, no, ti prego Angela, ti prego. Dobbiamo lasciare la politica solo all'imbroglione, no? Scusa. Ma no, entrare in politica, non si entra in politica. No, Angela, dai, non ci capiamo ancora un'altra volta, Angela, ti prego. Grazie Angela, un abbraccio cara Angela, un abbraccio. Ciao, buona giornata. Grazie, perché io riscuoto il confronto con questi telespettatori e telespettatrici e cerco anche di fargli capire che sveglia Veneti. Allora dottor Rosi, che bello questo servizio, ha visto questo ragazzo, addirittura ecco, è intrigato anche dalla politica, ma soprattutto ecco, è portato verso l'ambiente, verso la persona. Avete sentito cosa ha detto? Ecco, è la politica. Prego dottor Rosi, cosa vuole dire? No, è bello sentire queste cose e io sono convinto che sono la stragrande maggioranza dei ragazzi questi, sì. E quindi dobbiamo solo dargli gli strumenti, più possibili strumenti per poter continuare a essere così. Esatto. Boato? Esatto, e questo è un problema perché i ragazzi, anche vedo in città, fanno fatica a trovare un posto dove riunirsi, le scuole il pomeriggio non gliele lasciano usare all'aperto. Proprio questo bisogna fare, bisogna che questi ragazzi, non solo quel piccolo gruppo che è ultra motivato per fare una cosa, no, tutti abbiano grandi possibilità per imparare questa cosa qui. Io avevo detto, no, una serie TV, ma anche la scuola dovrebbe farlo e così tutto il resto, imparare a come si fa a tenere una pianta, imparare come si fa anche a decidere il menù del giorno, cioè a come si fa a andare in bicicletta senza finire sotto un camion. Tutte queste cose dovrebbero essere dei momenti in cui la scuola e la città
aiuta i ragazzi a collaborare fra di loro. Le associazioni devono nascere liberamente, ma devono essere aiutate a nascere. Non è che devi gestire tu, comune, le associazioni, devi dargli la possibilità di farlo. Le associazioni vuol dire crescere culturalmente, crescere e poi diventerà anche politica. La politica non deve essere una cosa sporca, deve tornare a essere una cosa pulita, dove si fa il bene comune. Non possiamo fare di tutta erba un fascio, dobbiamo capire che c'è qualcuno dentro che lo vuol fare, aiutare quello che qualche volta è un assessore, qualche volta è un sindaco, qualche volta è un consigliere qualsiasi, aiutare quello, ma soprattutto dare la possibilità ai giovani di fare politica, tra virgolette, nel senso che partecipano alla però si era iniziato, Boato, col consiglio dei giovani, il sindaco, il vice sindaco, i consiglieri, ma qualcosa poi si è perso tutto. Sono forme un po' troppo costruite. Troppo costruite, non hanno funzionato. Allora andiamo a vedere invece quello che funziona. Sono sempre Amico Albero, i primi 10 anni, la seconda parte, poi la commentiamo con Boato. Ma adesso ho visto che è stato bloccato. Ciao Fausto. Prima di tutto uno sbarramento anche acustico. No, ma mi dispiace. Perché gli alberi creano questo Croce in basso. Fabbricati mangiano aria, si aprono distinto. Arrampicati tutti in un solo istinto. Azzurro verde il colore che... Andiamo insieme. Stiamo uscendo. Non abbiamo tirato un po' la catena, così era, non l'abbiamo trovata e così la lasciamo.
Abbiamo Silvana da Belluno. Ciao Silvana. Sì, buongiorno. Guardi, mi sono rivolta a lei perché non so più cosa fare. Ecco, c'è un cittadino, lui è ancora cittadino cinese, che si è rivolto a me perché a suo tempo io le avevo trovato un posto. Poi sono riusciti a buttarlo fuori con una scusa. Adesso è stato richiamato, no? È venuto a dirmi, poveretto, che non sapeva come fare, a dirmi che ha ricevuto una paga di 300 euro per un mese di lavoro all'ospedale di Belluno, l'ospedale San Martino. Allora io mi chiedo come è possibile queste paghe qua. Va bene che sono le solite cooperative che ne fanno di tutti i colori, ma dico, è possibile? Ecco, mi rivolgo a voi, è possibile? Certo che è possibile, va a vedere cosa vengono pagate le fragilità nelle cooperative, facciamo, è tutto legale, Guardate che è tutto legale, poi dobbiamo dirla come stanno le cose, Tutto legale? Sì, allora, sì, grazie, ho capito Silvana, te l'ho appena spiegato come funziona nel silenzio totale di quelli che dovrebbero intervenire, visto che qualcosa si potrebbe fare. Grazie Silvana. Però signora, allora, Boato. Se ancora esistono i sindacati, che si vada da un sindacato, insomma. Non importa se sono cooperative, in quel caso lì quello è un dipendente, non è un socio, perché il sindacato non interviene se è un socio e non può intervenire perché non è un rapporto di lavoro, ma questo è chiaramente un dipendente e quindi il sindacato deve essere preso per il portato lì, insomma, e fatto lavorare, insomma. È una cosa sindacale questa. Perciò di che si rivolga a un sindacato, Silvana, non a te, poveretta, che veramente pensate anche all'umanità di questa persona. Volevo ricordare, Prego. abbiamo visto prima in filmato quell'enorme striscione che era stato fatto da una scuola di Favaro, è un quartiere di Mestre, perché per fare una rotonda, la rotonda di intersezione fra la via San Donà che va da Mestre a Favaro e la tangenziale, lì è stata fatta una rotonda, volevano farla enorme e avrebbero tagliato tutti quegli alberi che avete visto lì, ma tutti, non solo quelli, anche tutti gli altri attorno. Come Amico Albero, con le scuole, con cittadini lì che qualcuno si è visto lì nel filmato, c'era anche un consigliere di quartiere, eccetera, insomma c'era gente del posto, abbiamo fatto una forte pressione e alla fine in un'ora un assessore regionale che era di Favaro, ancora adesso un ex assessore regionale, in un'ora ha risolto il problema e gli ha detto a chi aveva fatto il progetto: signori, per fare una rotonda non serve che abbia 100 metri di diametro, fatela da 50 metri di diametro. E salviamo gli alberi. E sono stati salvati Avete tutti. capito? Questo per capire, primo, l'importanza che la gente si muova e secondo anche l'importanza che chi ha il potere faccia il suo dovere, insomma. Allora io ringrazio tantissimo il dottor Paolo Rosi, direttore Dipartimento Regionale SUEM Veneto, Servizio Urgenza e Emergenza. Saluto anche Michele Boato questa mattina in rappresentanza dell'associazione Salviamo le Mimose, ma i primi anni Amico Albero ne ha di tutte e di più, però è stato un ex politico. Ecco, è ancora qua che batte, che combatte per vincere la guerra che non finisce mai, diventa sempre più grande con tante battaglie, ma noi ci saremo sempre. Grazie, grazie pubblicità. Domanda ai ragazzi e ai professori cosa sono i CEOD? Sai cosa sono i CEOD? Siamo in diretta? No. No. Ecco, allora te puoi dire. Capisce come siamo? Sì. Siamo in diretta, ma stavamo chiacchierando, lo sapete che noi siamo tutti in diretta, allora vi presento subito. Abbiamo in presenza il professor Daniele Marcuglia, studioso di tradizione venete, e abbiamo assieme Chiara Biscaro, esperta di tradizioni trevigiane, che poi forse vedremo. Chiara sta già sorridendo.
E saluto, sì, è collegato anche da Padova il dottor Maurizio Dal Sasso, presidente Associazione Anestesisti e Rianimatori Ospedalieri Italiani, emergenza area critica da Padova. Grazie anche a lei, presidente, di essere qui, e veramente non so se ha visto il servizio di quel ragazzino che è riuscito a rianimare, ma quanti bravi sono questi ragazzi, altro che i baby bulli, questi noi abbiamo, basta andarli a prendere, secondo me. Bravi, ma anche coraggiosi. Bravissimo, ma soprattutto se gli diamo gli strumenti giusti forse li intrigheremo anche di più. Allora io inizierei proprio da lei, dottor Dal Sasso. Quello che vediamo, ecco, coinvolgere i giovani sempre di più, ecco, manca personale, mancano volontari, cosa sta succedendo? Eppure abbiamo visto un esempio molto importante, ma di alfieri veramente giovanissimi, ne abbiamo avuti tanti. Ecco, perché qualcuno, specialmente la politica, non riesce a capire l'importanza di investire anche sui giovani, sui ragazzi, per dare respiro a tutte le associazioni anche di volontariato, alle scuole, ma soprattutto capire e far conoscere quella che è la voglia dei ragazzi di essere intrigati, di essere protagonisti. Prego, dottore. Grazie, una domanda semplicissima. Non voglio fare filosofia, il problema è che sta cambiando un pochettino la società. Abbiamo come principi ispiratori spesso e volentieri sempre e solo l'economia. Ci dimentichiamo del fatto di vivere in una comunità e che in questa comunità c'è bisogno non solo di valide professioni, ma anche di volontariato, di persone che vogliono in qualche maniera contribuire al benessere della società. Vede, la semplice gentilezza è gratuita e sta passando di moda. Così passa di moda anche il fatto di dedicare il proprio tempo libero e sottrarlo ad altre attività che spesso sono magari più piacevoli apparentemente, perché affrontare le problematiche della popolazione, aiutare gli anziani, ma anche, come stavate ripetendo prima con il dottor Rosi, che è uno dei campioni della divulgazione delle cose importanti che devono essere fatte, soprattutto per quanto riguarda ad esempio la rianimazione cardiopolmonare presso i laici, ma anche presso le scuole. Lei diceva prima che era importante eventualmente portare i ragazzi fuori dalle scuole. Io dico che i progetti di portare all'interno delle scuole, di far sì che ci sia la conoscenza, che ci sia il fatto di poterli coinvolgere, ad esempio con manovre simulate su manichini, che sono sicuramente meno stressanti che quelle che vengono fatte nella vita reale, ed è per quello che dicevo che il ragazzo di prima è stato coraggioso. Vede, è molto difficile coinvolgere le persone perché hanno paura di far danni, hanno paura di essere coinvolti, di avere problematiche. Spesso non si rendono conto che quello che fanno è importante per la società. Cosa possono fare i politici? Beh, guardi, i politici possono fare tantissimo. La politica c'era una signora di prima che diceva no, quel ragazzino non deve fare politica. La politica è fondamentale perché è quella che dà l'indirizzo, è quella che permette di utilizzare poi i fondi e i soldi verso uno scopo. Se queste persone hanno le idee ben chiare, hanno uno scopo chiaro per quanto riguarda il benessere della società, benissimo, perché quella è la politica che vogliamo noi, quella è la politica che aiuta le persone. Vede, anche il sindacato non è spesso ben visto, nel senso che negli ultimi anni c'è stato un calo di consensi nei confronti del sindacato. Perché? Perché non si vede la funzione fondamentale che ha il sindacato. Il sindacato è quello di poter in qualche maniera interagire con la politica, con i decisori, per preservare i diritti di chi lavora, non solo dal punto di vista economico, soprattutto dal benessere organizzativo, dalla possibilità di essere coinvolti nelle decisioni, di poter contribuire positivamente al buon andamento della cosa pubblica e in particolar modo nel mio campo degli ospedali. Lei diceva molto bene, mancano gli operatori sanitari, tutti gli operatori sanitari. Dal capo dell'ospedale, dal direttore generale in giù, c'è una carenza di professionalità, ma anche di volontà, di possibilità di operare all'interno degli ospedali. Vede, il nostro lavoro è spesso molto impegnativo dal punto di vista non solo fisico, anche fisico, soprattutto dopo una certa età, le assicuro che fare le notti diventa difficile, ma soprattutto dal punto di vista psicologico. Si citava prima la pandemia. La pandemia è stato un momento di passione, è stato un momento di sofferenza, è stato un momento di prova per la maggior parte di noi che ha operato all'interno degli ospedali. Ma quello è solo
una delle cose che sono accadute. In quel momento lì, dove tutti ci dicevano siete degli eroi, invece noi siamo dei professionisti, non siamo degli eroi, lì ci siamo sentiti coinvolti, ci siamo sentiti parte attiva della società. Nella vita quotidiana ci vengono richieste solo prestazioni, numeri. Alla fine si tratta più di economia che di altro. Invece ci sono delle cose che non possono essere pesate con i denari. La realtà è che la professionalità, la dedizione, l'empatia per le persone che non stanno bene, per i malati, queste non hanno prezzo. E Grazie, per poter lavorare bene dottore, perché veramente il tempo è tiranno. Voglio sentire anche cosa ne pensa il professor Daniele Marcuglia, studioso di tradizione venete. Qui ha portato anche un libro, eccolo qua. Sì. Ecco, cosa vuol dire tradizione? Io non ero d'accordo sui falò, adesso glielo dico, ma non per il falò, perché nel momento che abbiamo la salute in ballo con queste polveri sottili, con questo inquinamento, penso che sia anche un'ottima tradizione, ma se in quel momento non la posso fare perché vorrebbe dire respirare malissimo, forse anche no. Però io ho avuto telefonate, guai a toccare il panevin, professor Marcuglio, guai, certo. Muoio ma voglio il panevin. Prego professore. Allora, sì, grazie. Allora, ma prima di tutto vorrei partire da quello che diceva il nostro ospite, il medico adesso. Il dottor Dal Sasso. Il dottor Dal Sasso, grazie, sul senso di comunità, cioè sull'importanza del volontariato, delle professioni mediche, di sentirsi, della politica, del sindacato, di tutte le istituzioni per sentirsi senso di comunità. E ecco, io credo che il mio settore, insomma, che conosco un po' meglio, quello delle tradizioni popolari venete, che ho studiato in questi anni, e ci avvicini a questo perché è comune, cioè il senso di comunità non è che riguarda solo la storia o riguarda solo la politica o riguarda la comunità sanitaria, riguarda tutti noi, e quindi questo è importante. E per questo motivo, e vengo alla domanda che lei ha posto, insomma, sui falò, sui panevin, credo siano dei motivi, insomma, molto importanti di aggregazione. Allora, dopo, attenzione, se almeno io, questo è il mio punto di vista, certo che fanno fumo e quindi contribuiscono nel loro piccolo all'inquinamento dell'aria, per carità, ed è giusto monitorare la salubrità dell'aria, ma nel loro molto piccolo, una sera all'anno, ricordo, vengono accesi i panevin, mentre tutti gli altri 365 giorni dell'anno o quasi vengono accese industrie, ci sono macchine che inquinano, vengono accesi in parte dell'anno, almeno nei mesi invernali, i riscaldamenti, e quindi proprio se dobbiamo guardarla dal punto di vista statistico, insomma, è una goccia nel mare quello del panevin. Ma detto questo, vorrei riportare appunto l'importanza sul senso di comunità, sul senso di aggregazione, perché studiando queste tradizioni popolari venete, insomma, è emerso che alcune sono sparite nel tempo. Certamente il cambiamento del tempo porta alla scomparsa di alcuni riti, di alcune cose, dopo magari entriamo, se vogliamo, nello specifico, ma molte altre, come il panevin, come il processo a Veccia, che proprio stasera è il giorno di metà Quaresima, alcuni non si svolgeranno, ahimè, per il maltempo, ma verranno recuperati. Ecco, dopo ne parleremo anche con Chiara, vi informerà meglio su questo, ma sono ancora molto sentiti e da parte di tutti, sono riti trasversali, non è che riguardano un'altra polemica che spesso sento dire, ma sono cose locali, localistiche, di chiusura delle persone di Treviso, del Veneto. No, anzi, è il contrario, sono riti aggregativi, sono fatti per tutti, sono fatti per i veneti storici, sono fatti, mi lasci dire, per i nuovi veneti di oggi, cioè persone che vengono da altre regioni, se non da altri continenti addirittura, che anche loro vengono a vedere, vengono a capire per sentirsi parte di questa comunità, insomma. Allora, io prima ho iniziato col panevin perché se io non metto la ciliegina sulla torta non sto bene. Ma perché, cara ragazza mia Chiara Biscaro, che vedremo, invece di bruciare la veccia, non brusiamo il vecchio? Visti i femminicidi che abbiamo, non sarebbe ora di cambiare un po' questa tradizione di bruciare anche il vecchio? No, a veccia. Chiara, cosa dici? Ma in effetti è una cosa su cui abbiamo discusso, in effetti è una questione abbastanza recente, però è anche vero che in realtà sì, la veccia è una cosa di
cioè, è un'idea la veccia, d'accordo? Poi la voce delle donne si sente lo stesso all'interno del processo alla veccia, perché da qualche anno, quando è mancato una delle persone assolutamente fondamentali del processo, il presidente del gruppo folcloristico Gianfranco Crespin, che ricordiamo, che è una figura indelebile, soprattutto per tante cose. E salutiamo anche la famiglia. Certo, assolutamente. È una figura indelebile per tante cose, per tante iniziative e per il processo in particolare, perché il conte Calsina rimarrà nella storia assolutamente. Però ecco, si è cercato di dare ovviamente una continuità per portare avanti quella che è la tradizione del processo alla veccia, inserendo una voce diversa, che è una voce femminile, quella dell'accusa, no? Impersonata da Tatiana Pellizzer. Perciò c'è una evoluzione in questo senso. Allora, guardiamo perché faccio parlare Chiara Biscaro questa mattina assieme al suo professore, il professor Daniele Marcuglia. Andiamo a vedere processo alla veccia, mercoledì. Lei è la veccia? Mi sono veccia, sì. Non ci sembra molto. Interpreto a veccia, spero, insomma, adesso ancora un poco giovane, ma mi piace molto il ruolo che interpreto. Domani sera sarà la terza volta dove parlerà la veccia. Una piccola rivoluzione dopo decenni che il testamento veniva letto dall'avvocato difensore. Si è un po' aggiornata, questo è vero, abbiamo voluto introdurre qualche elemento nuovo, però sempre mantenendo quella che è la sostanza del processo, che è quella della satira del processo vero e proprio, e quindi insomma il cuore e l'anima del processo rimarrà sempre. Tradizione mantenuta partendo innanzitutto dal nome. Quest'anno il suo nome è? Mi so a Duchessa Marietta Marinaio. Ma perché Marinaio? Perché so primatista delle promesse poco mantenute. Questa è una stilata pazzesca al sindaco. Qua il mio omonimo mi scuserà magari da venire a vedermi, perché sarà molto divertente, se divertirà anche a Jussi. Seppur che sarà parecchie robe da dire, insomma. Tali e tante le accuse che l'imputata sa già che fine farà. Non si sente un po' male da dover finire costantemente ogni anno inevitabilmente a fuoco? Assolutamente sì, è una cosa che mi preoccupa ogni volta, ma è anche il lato divertente, perciò cerchiamo di divertirci il più possibile. Mi piace proprio questa cosa, di impersonare qualcuno che poi alla fine finisce sempre al rogo. E vista la consapevolezza della condanna, abbiamo cercato almeno di carpire qualche anticipazione. C'è qualche anticipazione ci può dare? Insomma, direi che sarebbe meglio venire a vedere il processo, che si terrà giovedì 7 marzo alle ore 20:30 presso il Ponte Dante a Treviso. Chi non può vedermi proprio lì potrà vederci in diretta su Antena 3. E se piove? E se piove ci vediamo invece sabato 9 marzo alla stessa ora, sempre al stesso posto presso il Ponte Dante. E questa mattina invece a Sveglia Veneti, a Rete Veneta, abbiamo in diretta la nostra Chiara Biscaro. Avete visto che però ci sono delle novità a causa maltempo. Ci sono delle novità, quello non lo possiamo controllare, e quindi a causa pioggia vi anticipiamo che il processo alla veccia è stato rinviato neanche a sabato sera, perché anche sabato chiama brutto tempo, quindi ci vediamo giovedì 14, sperando che il tempo ci assista, sempre a Ponte Dante come ogni anno. Ma avete capito perché ho detto è meglio bruciare il vecchio? Però questo vecchio, professore, io me lo ricordo quando ero piccola, che non si bruciava solo la vecchia, ma si bruciava anche il vecchio, e noi bambini andavamo a prendere la paglia, i vestiti nelle case, andavamo a prendere i vestiti rovinati, quelli più brutti, e poi si bruciava il vecchio e la vecchia. Perché se brucia solo la vecchia, professore, che non ho capito? Sì, allora molto molto importante questa annotazione qua, perché appunto nella ricerca anche che ho svolto, anche nell'ultima ricerca appunto del volume di Tradizioni Popolari Venete, Storia ed Evoluzione, è emerso proprio questo fatto qua, da numerose testimonianze, da foto, da immagini, quindi è certa questa cosa qua, che si bruciava il vecchio e a veccia, quindi c'era una sorta di par condicio, diremmo oggi, e quindi qua volevo così inserirmi in un discorso che spesso sento dire:
quello del patriarcato, che bisogna cancellare il patriarcato, che tutta la nostra società passata tradizionale è impostata su questa cosa qua. Allora attenzione, il patriarcato non voleva dire una società dove l'uomo comandava sulla donna, voleva dire un qualcosa di diverso, una famiglia allargata, diremo oggi, di più persone che vivevano insieme, dove ognuno aveva il suo ruolo. Dopo, certo che è vero, storicamente ci mancherebbe, io sono il primo fautore, io in tempi non sospetti nelle scuole organizzavo delle attività per il ruolo della donna nella storia e nella società, quindi lungi da me, anzi, ecco, abbiamo chi lo può confermare. La testimonianza in diretta. Esatto, quindi lungi da me, io sono assolutamente fautore per la parità di sessi e per i diritti delle donne. Però ecco, mi pare che, mi permetto di dire così, che dal punto di vista storico e dello studio etnografico delle tradizioni questo concetto di patriarcato venga utilizzato non sempre a proposito, ecco, perché voglio citare ad esempio un grandissimo studioso come Nuto Revelli, che era piemontese, ex ufficiale degli Alpini, ha fatto la campagna di Russia e ha fatto la Resistenza, che ha intitolato un suo studio sulla famiglia patriarcale del suo territorio del Cuneese, basato sulle donne, l'ha intitolato L'anello forte, altro che l'anello debole, altro che le donne, ok? Il proverbio che cosa diceva? Che l'uomo tiene su un cantone a casa, ma la donna sta altri 3, quindi era molto ben presente. Perché non si può bruciarla, professore, se no come fermo? Appunto, ma ecco, sì, il bruciarla in realtà è un rito, il bruciarla o il bruciarlo, perché ripeto, in molti casi si bruciava anche il vecchio, il bruciarlo è un rito di espiazione, è un rito per cui, perché si svolge, lo diciamo magari per qualcuno che non ha pratica di queste cose, perché viene svolto questo rito? È appunto un rito di espiazione della comunità dove si addossano alla vecchia, al vecchio, una serie di colpe, di misfatti, di cose che non vanno bene nella società, e quindi anziché accusare direttamente, che ne so, il sindaco del comune o il presidente della regione o il governo centrale di Roma o di Bruxelles, non lo so, ecco, si danno le colpe al vecchio o alla vecchia, e quindi ha una forma di denuncia sociale molto importante questa qua, insomma. Sentiamo anche come Chiara Biscaro è diventata, diciamo, anche protagonista. Per me diventerà attrice, se ci crede lo diventerà senz'altro, sono sicurissima, basta guardarla e averla sentita. Ma da dove nasce questa passione? Perché c'è un punto da piccola, un qualcosa. Quando è nata questa passione per le tradizioni, Chiara? Diciamo che è nata effettivamente quando ero molto piccola, perché ho avuto la fortuna, direi, di una famiglia che mi ha introdotto alle tradizioni, sia in famiglia, per esempio parlando il dialetto quotidianamente, e poi intraprendendo un percorso di vita, direi, all'interno del gruppo folcloristico trevigiano. Quindi ho iniziato facendo parte del gruppo. Salutiamo Ivano Camarini, presidente, e tutto quanto il gruppo, perché certo, è giusto anche salutarli. Senza dubbio. E quindi appunto iniziando nel percorso dei piccoli componenti del gruppo, le Primule del Folklore, che quest'anno compiono 20 anni, il 20° anniversario della fondazione del gruppo delle Primule. E poi che anche il periodo adesso delle Primule, giusto? Esatto, perché adesso siamo periodo delle Primule del Folklore, perché è il primo fiore, il primo fiore di primavera a sbocciare, perciò è proprio la speranza che rinasce per noi. Le Primule sono vedi la nostra la Primula speranza. E vedi la primavera, vero Chiara? Viva la primavera! Vediamo se c'è ancora Mirella in linea, se no la riprendiamo. Mirella? Ciao Mirella, cara, ti ho fatto aspettare, ma hai sentito? Valeva la pena sentire questi giovani, tutti i giorni, le baby gang sui giornali, no, questi sono i giovani, i buoni esempi. Prego Mirella. Buongiorno ai suoi ospiti, volevo dire, quando avevo 12 anni, adesso ne ho 72, ecco, sono andata con mia mamma e mio papà a vedere questa Befana, cioè che la bruciavano, era in una carretta, e questa Befana era fatta di panoce, scorze di panoce, e insomma, e ora non si partiva da casa mia fino al Baretto, che erano un po' di strada da fare, e dicevano la processione, e poi c'era il processo, e dopo la bruciavano, e dopo si ballava e si mangiava le frittelle.
Esatto, vero. Era una serata meravigliosa. Avevo 12 anni e mi ricordo che ogni anno facevano questa tradizione. Era bellissimo da vedere. Grazie Mirella, fa piacere anche con questa trasmissione far vedere, far sentire e soprattutto dare la parola ai nostri diversamente giovani e ricordare, professore, quanto è importante anche per queste figure ricordare che in quel momento staccano la spina, non hanno più male, non sentono più niente perché il ricordo della tradizione. Prego professore. Ma il ricordo della tradizione è il ricordo della memoria, è il ricordo di un popolo, è un ricordo di noi stessi, insomma, quindi a volte io sento delle cose veramente dal mio punto di vista aberranti, cioè che qualcuno dice bisogna cancellare il passato perché nel passato ci sono state tante cose brutte e quindi bisogna proprio azzerare i ricordi e partire dal nulla. Questa cosa non ha assolutamente senso perché vuol dire azzerare noi stessi, cancellarci noi stessi, insomma. Quindi... E lei professore, la sua passione, devo correre, quando è nata questa passione per le tradizioni, professore? Ma è nata anche in me come in Chiara, insomma è nata fin da piccolo, me l'ha trasmessa la mia famiglia, mio papà in particolare, e dopo si è approfondita con lo studio della storia. Mi sono laureato a Venezia in storia della Repubblica di Venezia, quindi questo amore per il territorio, questa ricchezza, cioè a me piace molto viaggiare, andare in giro per il mondo, ma mi porto dietro sempre nella valigia il mio Veneto, mi spiego, il mio essere veneto, il mio essere sempre parte con lei. di una allora comunità. Sentiamo anche la passione del professor Maurizio Dal Sasso, quando è arrivata questa passione, perché anche questa deve essere una passione, hai il cuore veramente che ti porta proprio in un percorso anche molto difficile, impegnativo, come ha detto lei, sono diversamente giovane, non è più come una volta, ma ci credo ancora. Prego, dottor Dal Sasso. Guardi, allora intanto ringrazio il professore perché introducendo la questione dei riti che cerchiamo purtroppo di dimenticare e delle tradizioni che cerchiamo di dimenticare senza valorizzare quello che di buono ci ha portato fino a qua. L'uomo senza memoria perde la propria identità. Comunque per quanto riguarda le passioni, sì, nel mio caso le passioni sono due. Perché la prima è stata quella per la medicina e la volontà di scoprire, di imparare, di fare e di aiutare è stata fortissima. Quando ero in giovane età era una forza propulsiva che mi permetteva di non staccare mai i primi anni di lavoro, e ne sa qualcosa mia moglie che a tempo era fidanzata, li ho passati all'interno dell'ospedale. E poi è nata una seconda passione che è quella del sindacato che si innesta perfettamente nella prima perché ha esattamente lo stesso scopo, cioè quello di cercare di migliorare alcune situazioni. La medicina si migliorano le situazioni per quanto riguarda la salute, per quanto riguarda invece il sindacato si migliorano le condizioni, si spera di riuscire a migliorare le condizioni di lavoro prima ancora che economiche. Bene, in questo periodo abbiamo avuto qualche piccola soddisfazione, se posso fare un piccolo inciso, sarò breve, lo giuro. Abbiamo stipulato con la Regione un verbale di confronto che fa parte delle attività previste dal nuovo contratto che abbiamo firmato circa un mese fa. Siamo stati la prima Regione dove siamo riusciti a fare questa cosa e abbiamo ottenuto una serie di, e questo ci rende fieri, ci rende contenti anche nonostante le poche soddisfazioni insomma, del sindacato. Poche soddisfazioni nel senso che bisogna lavorare tanto per ottenere poi delle cose man mano e abbiamo ottenuto di poter migliorare le condizioni di lavoro, diminuire le problematiche legate ai residui di fondi che non erano spesi e anche migliorare in parte la condizione economica soprattutto di quelle parti del nostro lavoro che soffrono di più. In questo caso, guardi, faccio parte, sono il presidente regionale dell'OIEMAC, che è l'associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica, e quindi proprio di quelle aree dove c'è meno affezione da parte dei giovani medici, sono quelle specialità che vengono un po' poco gettonate, diciamo così, proprio per le condizioni di vita, di rischio e di stress che ci contraddistinguono. Proprio in questo caso con la Regione Veneto devo dire
con un discreto accordo, concordando, abbiamo ottenuto delle modifiche dal punto di vista della retribuzione economica, soprattutto del pronto soccorso, ma anche delle prestazioni aggiuntive, che danno un po' di gratificazione da questo punto di vista, ma soprattutto danno un'idea di essere al centro dell'attenzione e quindi un po' coccolate, un po' considerate di più rispetto a quello che venivano considerate prima. Ecco che a questo punto la tradizione è stata un po' invertita e quindi da Cenerentole sono diventate un po' al centro dell'attenzione. Vi ricordo che durante il Covid eravamo assolutamente al centro dell'attenzione. E questo è una buona cosa. È tradizione nel Veneto mantenere una grande attenzione per quanto riguarda la sanità e questa volta ci siamo riusciti assieme facendo un buon lavoro. Devo chiudere, professore? Niente, devo chiudere perché non ho più tempo, devo salutare anche gli ospiti, la ringrazio, ma ci risentiremo ancora veramente, dottor Dal Sasso, e la ringrazio di essere stato qui con noi perché questa mattina siamo partiti positivi e questo mi fa piacere. Un minuto, gentile Veccia, per salutare. Vediamo come ci saluta Chiara Biscaro. È un grande compito. Vi ringrazio per averci seguito, è stato molto bello essere qui oggi e niente, da parte mia, da parte della Veccia, posso dirvi che ci vediamo giovedì prossimo. Facciamo tutti una preghierina perché ci sia bel tempo alle 20:30. Presso il Ponte Dante a Treviso. Speriamo di essere in tanti anche quest'anno come ogni anno perché è una grande tradizione, è molto sentita e molto partecipata, perciò ci aspettiamo anche quest'anno il calore del pubblico. Ecco. Grazie ai miei ospiti, veramente grazie al professor Daniele Marcuglia, studioso di tradizioni venete, grazie a Chiara Biscano, grazie al dottor Maurizio Dal Sasso, presidente di questa associazione importante, anestesisti, rianimatori, ospedalieri italiani, emergenza, area critica, collegato con noi da Padova. Grazie anche a voi, anche stamattina siete stati bravissimi. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Bucatini con salmone. Volete stuzzicare l'appetito con un piatto facile da cucinare? Provate questa ricetta sana e gustosa. Ingredienti per 4 persone. 400 g di filetto di salmone, 320 g di bucatine, 3 spicchi d'aglio, un peperoncino piccante, 4 filetti di acciuga sott'olio, un limone, un mazzetto di presemola, 50 g di mollica di pane, olio extravergine d'oliva, sale. Schiacciate uno spicchio d'aglio, mettetelo in una ciotola con un po' di sale e aggiungete il succo di mezzo limone e la sua buccia grattugiata. Tritate il salmone a tocchetti. Pezzettate il filetto d'acciuga e aggiungetelo alla marinata. Insaporite col mezzo peperoncino. Versate nella marinata e lasciatelo riposare per 20 minuti. Sbucciate e affettate uno spicchio d'aglio. Fatelo rosolare in un tegame con 4 cucchiai di olio. Unitevi il salmone scolato dalla marinata e cuocetelo a fuoco vivo per 2 minuti. Spegnete il fuoco e unite il succo di limone rimasto e un poco di sale e pepe. Cuocete i bucatini in abbondante acqua salata. Sbucciate il restante spicchio d'aglio.
d'aglio, fatelo rosolare in un tegame con 4 cucchiai di olio, poi eliminatelo. Unite la mollica di pane sbriciolata e fatela rosolare. Scolatela e appoggiatela sulla carta da cucina. Scolate la pasta e conditela subito con il salmone, il prezzemolo tritato assieme al peperoncino rimasto e la mollica di pane fritta. Mescolate e servite subito. Buon appetito!